Vi ringrazio per essere intervenuti e un caro saluto anche a tutti quelli che ci seguono da remoto. Questo convegno verrà trasmesso in streaming e quindi anche chi è impossibilitato a venire avrà l'occasione di seguirlo. Un segno di gratitudine va ovviamente all'ISRE, che ha saputo costruire un comitato scientifico con delle figure davvero eruditissime in campo deleddiano. Insieme al sottoscritto sono presenti nel comitato scientifico che ha elaborato le linee del convegno Neria De Giovanni, che da molto tempo si occupa della figura della nostra grande scrittrice con risultati importanti, Maria Elvira Ciusa, che anche recentemente è uscita con un volume di grande interesse sulla scrittrice di Nuoro. Poi sono rappresentate anche le due università all'interno del comitato scientifico, e questo fatto è un merito della commissaria straordinaria, la dottoressa Stefania Masala, che ha voluto così creare un disegno eterogeneo, un impianto scientifico molto solido, ma anche una serie di eventi collegati ai lavori scientifici che fossero appetibili a una platea più ampia. Dunque, grazie all'ISRE per questa bella collaborazione e grazie a Dino Manca, che ha coordinato i lavori dell'intero comitato scientifico. Io ringrazio dunque della sua presenza il magnifico rettore che ci ospita, il professor Francesco Mola, e anche il prorettore alla didattica, che è presente, ed è anche il direttore del dipartimento che più ha contribuito per ciò che concerne l'Università di Cagliari, il dipartimento che più ha contribuito alla costruzione del discorso. Sono implicati nel nostro convegno, nelle 3 tappe di Cagliari, Sassari e Nuoro, tante discipline del nostro dipartimento, dalla linguistica italiana alla letteratura italiana generale, alla letteratura italiana contemporanea, alla storia contemporanea, all'etnomusicologia. Insomma, tantissimi colleghi hanno voluto contribuire alle nostre attività. Io avrei anche terminato con questa formula di introduzione e passerei la parola direttamente alla commissaria straordinaria dell'ISRE, alla dottoressa Masala, che ha il compito di coordinare questa prima seduta. Ma prima di tutto chiederei al professor Mola se vuole portare un saluto a chi ci segue. Grazie. Buongiorno. I 3 metri ci sono, quindi tolgo la mascherina. Buongiorno. Vedo la mia amica Cristina. Ciao, che piacere. Buongiorno. Allora, io sono stato un po' travolto dalle giornate delle Diane, in quanto inserito nel comitato da Franceschini insieme al collega amico Mariotti, per cui siamo stati a Nuoro. Non si sente? Non credo dipenda da me. Ok, dipende da me. Dicevo, siamo stati a Nuoro il mese scorso, è stato molto, devo dire, molto suggestivo, molto emozionante, molto partecipato, una formula molto particolare per quel momento. E avevo parlato con Duilio qualche giorno prima, appunto mi aveva raccontato che poi c'era anche tutto il momento scientifico di queste 3 giornate. Avevo auspicato, auspico, so che c'è anche in programma un forte coinvolgimento delle scuole superiori, perché secondo me questa è un'operazione importante che dobbiamo fare. C'è
c'è in generale un'esigenza di portare l'università fuori dall'università. Portare l'università fuori dall'università significa accogliere quanto più parte del sapere possibile. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare, noi stiamo provando a farlo anche con l'Università degli Studi di Sassari, che sono poi le due università che incidono sul territorio, ed è uno sforzo che dobbiamo fare, a mio avviso ancora più convinti dopo questa esperienza drammatica che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere, che stiamo provando a sconfiggere sia con la scienza ma anche con la nostra volontà, perché vi posso garantire molte azioni, anche il fatto di ripartire è frutto della volontà delle persone che si impegnano a trovare i meccanismi per ripartire. È fondamentale riunirsi, incontrarsi, parlare. Credo sia fondamentale, per questo pensavo alle scuole, anche non cadere nella trappola di pensare che esiste un mondo parallelo e che è un mondo a distanza. Quel mondo a distanza è un ausilio tecnico per rafforzare il mondo in presenza, e questo è quello che dobbiamo riuscire a veicolare e a comunicare. Ovviamente non entro nel tecnico su Deledda, perché sarebbe come scegliere di entrare nella fossa dei leoni nonostante uno non sia stato invitato, per cui me ne guardo bene. Io ho, insomma, il mio percorso di studio era in un'altra regione, e quello che ricordo, ed ero anche in un periodo storico un po' vivace da un punto di vista politico, e quello che ricordo era questa grande battaglia pirandelliani e non pirandelliani, e noi forse da studenti l'abbiamo molto subita più che gestita, perché chiaramente, diciamo, da studenti liceali sei portato più ad assorbire che poi a reagire, no? Rispetto a certe cose. E un po' poi dopo, anche venendo in Sardegna, mi sono appassionato a tutta una serie di cose, e quindi ho dovuto anche rifare un po' i conti anche con il mio passato e con la mia storia. E quindi credo che sfruttare questa occasione con un momento scientifico sia fondamentale, sia importante. Io ringrazio ovviamente il Comitato Scientifico, Duilio per noi, ma l'ISRE in particolare per questo impegno. E so che con Dino Manca c'è anche tutta una interlocuzione con le scuole superiori, e quindi questo mi fa molto piacere. Cosa possiamo fare in più? Cosa posso proporre in più se non ci avete già pensato? Noi abbiamo una casa editrice che si chiama Unica Press. Io ho visto che il programma delle 3 giornate, dei 3 appuntamenti, oltre che delle 3 giornate, è un programma molto vivo, per cui magari insieme anche l'idea di poter avere in Unica Press, che è una diciamo è in modalità open access, potrebbe essere una cosa che potrete valutare eventualmente per riportare poi anche diciamo i lavori, i proceedings, gli atti di queste giornate. Vi auguro buon lavoro. Io dovrò andare via presto perché devo partire, rimarrò giusto qualche relazione, poi perdonatemi se vado via, non è mia abitudine, ma questa volta è così. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio i presenti della disponibilità e dell'attenzione che avete dimostrato nei confronti dell'avvio di queste giornate delediane,
In sala con noi c'è anche il professor Ignazio Puzzu, che poi chiamerò a offrirci un saluto, prorettore, oltre che ovviamente titolare del Dipartimento delle Lettere in Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari. Prima però di passare la parola a tutti, è mio dovere ringraziare, certamente, l'abbiamo fatto tutti, lo farò anche io, in primis i collaboratori dell'ISRA, Istituto Superiore Regionale Etnografico, perché questa parola sa un po', consentitemi, sapete di quelle piovre multiformi, invece è un ente del sistema regione veramente molto ricco di contenuti, personale competente che hanno sposato questo progetto e che hanno consentito a noi tutti, insieme alla collaborazione delle Giulio Caocci, Dino Manca, rispettivamente dell'Università di Cagliari di Sassari, e delle saggiste Neria De Giovanni e Maria Elvira Ciusa, che oggi non è qui con noi, di portare avanti un progetto veramente molto complesso. Inizia oggi a Cagliari 3 giornate che, come avete visto dalla programmazione, sono ricche di contenuti differenti, per cui normalmente non dovrebbero neppure annoiare, diciamo un termine che poi è caro agli studenti, vedo che in aula ci sono anche docenti delle scuole superiori. E abbiamo voluto offrire l'opportunità a tutti, perché in un periodo pre-Covid o Covid non si sapeva bene che cosa stessimo vivendo, di poter partecipare attraverso anche delle sedute streaming, per cui le scuole hanno l'opportunità di vivere questi momenti di approfondimento anche se non sono qui presenti con noi. Non solo le scuole, ma anche altri enti, associazioni che hanno chiesto le connessioni, perché i temi sono di tale rilevanza culturale che meritano ovviamente di essere ascoltati da tanti. Ringrazio quindi il professor Mola, che ha avuto la pazienza di essere qui con noi, di augurarci l'avvio di queste sedute e delle belle parole che ha offerto, di cui voglio però trarre velocemente uno spunto. Non c'è dubbio che le scuole dovrebbero essere più accoglienti verso la figura di Grazia Deledda. Io sono stata docente per tanti anni, non lo sono più da 10 perché la mia attività è un'altra, sono dirigente della regione, temporaneamente alla guida di questo splendido istituto, però effettivamente Grazia Deledda la conosciamo poco, si porta poco all'attenzione dei ragazzi, si passa subito a Pirandello, che amo, però di Grazia Deledda se ne parla veramente poco, quindi approfitto anche della presenza delle scuole e delle università per immaginare di fare un lavoro più rivolto a chi? Alla figura di questa donna, che sicuramente merita di essere conosciuta meglio, e poi possiamo passare anche alla lettura dei suoi scritti, apprezzando la donna, come è capitato a me, che sono stata folgorata in questa strada verso Grazia Deledda, conoscendola meglio me ne sono proprio innamorata e insieme infatti ho immaginato un progetto così importante, perché l'obiettivo era: portiamo Grazia a tutti, cerchiamo di farla conoscere meglio. Quindi ecco qual è l'obiettivo, la mission di queste sedute convegnistiche, che iniziano a Cagliari, proseguiranno a Sassari con temi differenti e si chiuderanno a Nuoro, per cui anche oggi i partecipanti cagliaritani sappiano che fisicamente o anche in streaming potranno comunque vivere queste giornate delediane con le loro scolaresche, per cui questo è un fenomeno veramente importante. Oggi ovviamente volevo giusto dirvi una cosa. Cagliari conosce poco l'ISRA, ma è un istituto veramente che è ben conosciuto nella sua sede natale, che è quella di Nuoro, in particolare alla gestione della casa natale, casa museo di Grazia Deledda. Ecco perché per noi la figura delediana è così cara, perché già in parte ne custodiamo un piccolo cuore, la sua casa natale, oltre che in una biblioteca splendida che invito tutti a voler visitare, ci sono anche custoditi dei fondi, quindi epistole, è veramente una fucina di preziosi che meritano di essere portati alla conoscenza dei più. Quindi il mio era anche un invito a venire a visitarci, naturalmente. Però l'ISRA è un istituto regionale e come tale ha voluto andare oltre i confini territoriali, per cui ecco perché il convegno si sviluppa anche in altre città capoluogo, Cagliari e Sassari. Io non voglio tediare oltre la vostra attenzione e vorrei intanto chiamare per un saluto e sicuramente per un ringraziamento da parte mia anche il professor Ignazio Puzzu, che abbiamo appunto detto essere il direttore del Dipartimento dei Beni Culturali,
di lettere, lingue e beni culturali. E dopodiché passerò la parola ai relatori. Intanto buongiorno, bentrovate e bentrovati, sono molto lieto e onorato di portare a tutte e a tutti voi il saluto più caloroso del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali e non posso esimermi dal sottolineare un aspetto di grande apprezzamento, cioè questa splendida formula che avete trovato di collaborazione tra l'ISA e i due atenei sardi e che spero vivamente che venga ripetuta in ulteriori occasioni, perché è davvero straordinaria sotto molti aspetti. Solo poche parole di indirizzo di saluto. La bellissima citazione che dà titolo al convegno, tratta da una lettera ad Angelo de Gubernatis, esprime in modo icastico e per certi aspetti profetico rispetto a quando fu scritta, era il 1892, il posizionamento intellettuale ed artistico di Grazia Deledda. Sento tutta la modernità della vita, e questo è il titolo, e continua, dei tempi nuovi, dei nuovi ideali. Una dichiarazione fatta ex ante che va a suggello ex post di quanto in effetti realizzato in una vita. Davvero l'opera della Deledda non è riconducibile alle oleografie di genere che con stile pur aggraziato e magari per contrasti tra primigenia rusticità e modernità albescente illustreranno nei decenni successivi la Sardegna e la sua vita. Col tempo si accrescono l'interesse e il dibattito intorno alla figura di Grazia Deledda. L'organizzazione di una serie di convegni così articolata e ricca ne è una prova tra le tante. Del resto, l'originalità della sua opera è evidente nella notoria difficoltà di inquadramento storico-critico, da un asserito verismo o naturalismo, della prima critica, come tale necessariamente, tra virgolette, attardato, estenuato, di genere, a un progressivo inserimento nei contesti plurimi e plurivoci del decadentismo europeo. Del resto, come è stato acutamente osservato, la produzione letteraria di Deledda è imperniata sulla individuazione di alcuni grandi tipi umani, oltre che di alcune vicende tipiche dell'esistenza. Non nel senso che i romanzi si riducono a dar scena alla rappresentazione di tipi astratti, uso banale del tipo, ma nel senso che figure deleddiane di grande caratterizzazione psicologica, sociale e morale assurgono direttamente, vorrei dire per intrinseca potenza poietica, a rappresentare dei tipi. Si pensi a Elias Portolo nel romanzo omonimo, ad Anania in Cenere, a Efis in Canne al vento, alla colossale figura della matriarca nei primi capitoli dell'Incendio nell'Oliveto e così via. Di qui si comprendono gli accostamenti, sia nel gusto del pubblico dell'epoca, sia nelle dichiarazioni di alcuni critici, delle grandi figure deleddiane alle grandi figure della letteratura simbolista europea dell'epoca, proprio in ragione della funzione strutturale e dinamica del tipo, essenziale nel simbolismo, nella generazione narrativa del romanzo. D'altro canto, è difficilmente negabile che la fortuna europea della Deledda sia legata alla sensibilità del pubblico per alcune suggestioni del primitivismo dell'epoca, richiamate dallo stereotipo arcaico della Sardegna, del resto non solo in letteratura, ma in diversi campi dell'arte, dalla pittura alla scultura, e Nuoro è stata una culla in questo senso. Grazia Deledda ha così imposto un modello evidente nella ricezione letteraria della Sardegna, un archetipo che, per esempio, attrae esperienze di viaggio così diverse come la cronaca serrata e vivace di Lawrence in Sea and Sardinia e, per così dire, il cromatismo lirico del Vittorini di Viaggio in Sardegna. Solo pochi cenni, dunque, sono sufficienti per evocare l'idea della complessità della figura di Grazia. Una complessità che, come abbiamo detto, non di rado indigerita criticamente, anche ben dopo la magistrale lezione gramsciana sui concetti di nazionale e di popolare nelle letterature nazionali europee, è stata talvolta ipostatizzata sull'autrice in termini di eclettismo e dunque di irrisolto rapporto coi propri modelli, fino a giustificare alcune note clamorose esclusioni dalle letterature nazionali, dalle storie letterarie nazionali, che d'altronde sono pure di grande interesse, in quanto spie di atteggiamenti mentali, posizioni culturali, non solo della critica e del pubblico, ma di settori della società italiana delle diverse epoche.
Del resto, il superamento del paradigma nazionale a livello di canone letterario italiano, di matrice de Sanctisiana, la scoperta prima in storiografia generale e poi nella storiografia letteraria della regione come spazio di dimensionamento di molti fenomeni essenziali non colti da prospettive nazionali, a partire dagli anni 70 e 80 del Novecento, ha rimesso in discussione giudizi e pregiudizi prodotti dagli antichi assetti metodologici e critici. Peraltro, mentre lo spazio nazionale, spazio politico per eccellenza, si fratturava in una serie di articolazioni interne, parallelamente acceleravano i processi di globalizzazione. Sono degli stessi anni e sono sorti nello stesso dibattito con i primi studi epocali come quello di Immanuel Wallerstein sulle economie mondo. L'interdipendenza reciproca di dimensioni e processi solo apparentemente contrapposti ha portato all'esigenza di teorizzare nuove dimensioni di interazione, anche a livello letterario, richiamate dal concetto di glocale, orrenda parola macedonia. Al di là della necessità di tarare più precisamente tale concetto, è evidente che la pluridimensionalità che sussume, a livello regionale, nazionale e mondiale, sia un interessante scenario per inquadrare la formazione, la produzione e la ricezione di una figura la cui complessità forse appena comincia ad emergere, e non posso che associarmi al suo auspicio, al suo invito a una più profonda conoscenza generale di una scrittrice di questo livello. Grazie per la vostra attenzione. Bene, la giornata di oggi è dedicata ad un tema particolare. Tutti avete in mano la brochure, però la riprendiamo. Il mestiere di scrivere racconti, teatro, recensioni e corrispondenze è un po' tutta la sessione cagliaritana. In particolare apriamo oggi con un intervento di Nulla die sine linea, la prima palestra compositiva di Grazia Deledda, da parte di Dino Manca, il professor Dino Manca. Prima però di introdurlo alla sua relazione, ritengo doveroso presentare il professor Dino Manca, che tutti sicuramente conoscete, ma qualcuno magari meno, e ritengo corretto nei suoi confronti avere una piccola biografia. È professore di linguistica e filologia della letteratura italiana all'Università degli Studi di Sassari, dove insegna anche letteratura e filologia della Sardegna. È socio della Società dei Filologi Italiani e dell'Associazione degli Italianisti. Dirige la collana Filologia della letteratura degli italiani, fa parte della Commissione per l'edizione nazionale dell'Opera Omnia di Grazia Deledda e partecipa alla nuova edizione nazionale delle opere di Luigi Pirandello. Il 28 dicembre del 2020 ha vinto il premio letterario nazionale Grazia Deledda. È delegato poi dal rettore dell'Università degli Studi di Sassari in materia di lingua e culture della Sardegna ed è referente scientifico nella stessa materia del curriculum della laurea magistrale in lettere. La sua attività di ricerca ha riguardato più specificatamente il rapporto tra filologia linguistica e critica letteraria, con particolare attenzione rivolta alla filologia redazionale ed autore. Ha curato tra le altre cose le prime edizioni critiche delle opere di Grazia Deledda, Il ritorno del figlio, Ledera, Cosima, Elias Portolu, Annalena Bilsini. Tante sono ancora le cose che potremmo dire di Dino. Per quanto mi riguarda, ovviamente ho potuto collaborare con lui e conoscerlo meglio attraverso l'organizzazione di questi convegni, e devo dire che ha saputo essere un uomo di grande ascolto. Ha compreso il progetto che avevamo in animo, lo ha sposato e ci ha condotto, insieme a tutti gli altri componenti, naturalmente, alla realizzazione dell'evento. Quindi un grazie particolare, naturalmente, lo posso rivolgere oggi pubblicamente. Naturalmente è un modo di essere vicino a Grazia Deledda, però un po' più criptico, perché naturalmente la filologia linguistica non è certamente materia facile per tutti, ma questa è la sede anche corretta nella quale si instaura e si inserisce il suo contesto narrativo della sua relazione. Quindi Dino, a te la parola. Grazie. Mi sentite? Sì, si sente. Grazie al commissario, grazie a Stefania delle belle parole. L'oggetto, e grazie a tutti voi, naturalmente. L'oggetto della mia
trattazione riguarda, come riporta il programmatico titolo della relazione, riguarda la prima palestra compositiva della Deledda. Nuoro e la Sardegna costituiscono per questa ragione il punto di partenza, quindi, di una ricognizione critica che, per quanto mi riguarda, risulterà attendibile solo a patto che operi entro le giuste coordinate storiche e culturali. Diamo una prima banale indicazione di senso, non solo filologica. Ed è pur vero, del resto, cosa che non sempre è accaduto, che la comprensione della storia culturale sarda non può essere acquisita senza un'adeguata comprensione dei linguaggi e dei codici, verbali e non, che hanno veicolato per secoli messaggi propri di un sistema peculiare e complesso. Il sistema linguistico e letterario sardo non è il sistema linguistico e letterario degli italiani. Questa è una discriminante di fondo che bisogna indagare se si vuole iniziare a capire non solo la Deledda, ma tutti gli autori sardi. Scrisse Carlo Bo: la Deledda potrebbe vivere senza la Sardegna, ma non potrebbe essere senza gli anni della sua formazione in Sardegna. È a Nuoro che ha cominciato a sentire la sua educazione. È a Nuoro che è nata Cosima. Ecco perché si sbaglia quando la si considera una scrittrice regionale. Ecco perché si sta nel vero quando la si coglie nel suo segreto più intimo del grande sogno. Quindi alla sua formazione intellettuale e umana concorsero da un lato la solida cultura delle origini, quella nuorese, agropastorale, orale e sardofona. Dall'altro la cultura che era fondamentalmente di inappartenenza all'Otria, romana, urbana, scritta e italiana. Queste due componenti prepararono il terreno, non senza interferenze e contraddizioni, lo vedremo, per le sue opere più mature. Il suo apprendistato letterario iniziò da presto, con la lettura delle opere di Enrico Costa, Salvatore Farina, non sempre citato e non sempre nominato, un grande autore della letteratura postunitaria di Sorso, Victor Hugo, François-René de Chateaubriand, che lasciarono nella sua fantasia una traccia profonda, e il suo apprendistato letterario iniziò soprattutto quando strinse rapporti di collaborazione con le tante riviste di consumo che in quel tempo proliferavano ovunque, in Sardegna e fuori. A 17 anni inviò alla rivista popolare romana, L'Ultima Moda, della quale era un'affezionata lettrice, un breve racconto intitolato Sangue Sardo. Il testo non solo venne pubblicato, ma il direttore, Epaminonda Provaglio, le commissionò altri lavori. Sangue Sardo, pubblicato in 2 puntate, rifletteva le sue letture romantiche e i feuilleton allora di largo successo tra le ragazze. Ela, la protagonista, ha 12 anni quando si innamora di Lorenzo, un amico del fratello. La fanciulla trascorre lunghi periodi di patimenti perché il ragazzo non la corrisponde. Dopo qualche anno, però, quando tutto sembra essere stato superato, scrive la Deledda, accade una cosa orribile. Ela scopre che Lorenzo ama Maria, sua sorella maggiore. Da quel momento inizia a covare verso l'uomo un odio smisurato che sfocerà nella sua uccisione su una riva scogliosa, lì dove anni prima, in una notte di luglio, aveva giurato vendetta. Alla ragazza esordiente Provaglio, che non di rado si firmava con lo pseudonimo Marchesa Bice, dedicò una sua raccolta di racconti fantastici dal titolo La regina delle fate. A Grazia Deledda, 18enne scrittrice sarda, cara alle lettere, intitolò questo volume, tenue tributo di fervida e costante ammirazione. Nello stesso anno, sempre sulla rivista del tipografo editore Edoardo Perino, assai popolare nella Roma umbertina,
uscirono il racconto Remigia Heller e la prima parte del romanzo Memorie di Fernanda. Oltre che straordinarie palestre letterarie, i giornali, come detto, furono importanti canali comunicativi in grado di catapultare all'interno di un più ampio reticolo di interscambi non meno delle intense relazioni epistolari che l'Adelaida iniziava a coltivare. Nei primi anni si ricordano tra le altre proprio quella con Provaglio, Pirodda, Stanis Manca e soprattutto il suo, si può dire, mentore, Angelo de Gubernatis. Allora, dal 1890, che è la data di pubblicazione della prima raccolta della Silloge nell'azzurro per i tipi della Trevisini, fino al 1939, che è l'anno di uscita del Cedro del Libano, che fu edita postuma da Garzanti, oltre naturalmente i numerosi racconti sparsi, tantissimi, pubblicati in differenti fogli e giornali letterari, furono 20 le raccolte di novelle canoniche scritte e pubblicate. Stiamo parlando di un corpus di oltre 400 testi. 400 testi imprescindibili al fine di una valutazione critica complessiva della personalità e dell'opera. Eppure, la novellistica, almeno fino agli studi della professoressa Giovanna Cerina, la novellistica pare non abbia incontrato il favore dei critici, che l'hanno per lungo tempo incomprensibilmente trascurata o comunque relegata in ambiti di interesse marginali, concedendo solo ai romanzi una valenza estetico-letteraria degna di approfondimento e di studio, niente di più sbagliato. Ecco perché una palestra letteraria. Nell'azzurro fu un volumetto destinato a un pubblico giovane, insignificante, bisogna dirlo, per la convenzionalità dei temi e l'essenzialità dei procedimenti scritturali, ma utile, per dirla sempre con Giovanna Cerina, per sorprendere i primi passi, le fantasticherie e i sogni della scrittrice esordiente. Seguirono nella prima fase altri esercizi letterari pubblicati su riviste e raccolti in volume. Le trame di questi componimenti generalmente rispondevano alle esigenze del racconto d'appendice, che doveva colpire l'immaginazione dei lettori con intrighi, amori, fughe, agguati, travestimenti e con l'agnizione, il riconoscimento finale che scioglie tutti i nodi dell'intreccio. Di taglio feuilletonistico è ad esempio la novella Il bambino smarrito. La trama, che è una trama sentimentale di destino, è segnata dall'evoluzione degli avvenimenti che coinvolgono il personaggio, il quale dopo una serie di circostanze incombenti e fatali recede dalle sue iniziali sofferte decisioni modificando atteggiamento e attitudini comportamentali. Si trattava di una narrativa di largo consumo, la cui destinazione a un pubblico ampio, eterogeneo e composito non poteva non avere implicazioni sulle modalità stesse di costruzione degli intrighi e che non sfugge affatto a Grazia Deledda, che era ragazza e scrittrice avvertitissima, altro che sprovveduta ragazza di provincia. Oltre che lettrice, naturalmente va da sé voracissima. Perciò gli autori tendevano a impossessarsi di particolari tecniche narrative pensate per catturare e mantenere viva l'attenzione del destinatario con scene di intensa pateticità e di forte impatto emotivo. Non sempre, va detto, ma è anche comprensibile, nella prima fase del suo apprendistato letterario, segnato anche da un acerbo sperimentalismo, la scrittrice nuorese raggiunse risultati convincenti, ma ripeto, è comprensibile. Siamo nella primissima fase, la primissima palestra compositiva. Non mancano infatti fragilità formali e ingenuità contenutistiche, naturalmente figlie del suo demone e del suo sbrigliato autodidattismo. Ciò nonostante, che accade? Ecco, nulla dies sine linea. Le continue letture di opere di autori italiani e stranieri, il caparbio e indefesso tirocinio narrativo e linguistico, l'affinamento estetico e stilistico la condussero gradatamente, ma in tempi molto rapidi,
a livelli di maturità artistica sempre più incoraggianti, fino poi alle raccolte, alle sillogi, soprattutto dell'età romana, di significativa valenza estetico-letteraria. Nulla di esse sine linea, si diceva. Lo scriverà lei stessa in una lettera, parafrasando un'espressione che Plinio il Vecchio aveva attribuito al pittore greco Apelle, che Émile Zola aveva fatto intagliare nella trave orizzontale del camino del suo studio. La fabula tipo della novella dell'Ediana e non solo, che era novella prevalentemente di intrigo, si struttura secondo un modello prevalentemente triadico. Quel modello si ripete. La situazione iniziale è in stato di equilibrio fino a quando non interviene l'evento inatteso che la altera. Dopo varie peripezie, la complicazione è rimossa e si ritorna naturalmente alla stabilità originaria. Si tratta ovviamente, soprattutto nella prima produzione, di modelli semplici. Quanto più forti sono i contrasti tra i personaggi, tanto più cresce la tensione fino al raggiungimento di un apice, Spannung, che scema di solito poco prima dello scioglimento. Cosicché i due modelli aristotelici, diadico e triadico, si fondano nel triangolo dialettico, esordio, Spannung, scioglimento, cioè tesi, antitesi e sintesi. Per esempio, architettura struttura triadica troviamo nella novella, ne proporrò alcune paradigmatiche, va da sé, non posso fare altrimenti, Le due giustizie. Incentrata sulle disgrazie del protagonista debole e inesperto, che si riscatta alla fine di una serie di disavventure, l'impalcatura tematica si sorregge su alcuni motivi tipici della narrativa dell'Ediana. Per esempio il tema della giustizia, un tema importante, della giustizia umana e della giustizia divina, dell'infrazione, dell'espiazione e naturalmente della redenzione. Il personaggio è il centro focale della storia, badate, il personaggio indissolubilmente legato all'universo antropologico a cui appartiene. La sfera pragmatica in cui è coinvolto quindi costituisce il filo rosso che tiene tutta la vicenda. Il generale lavoro della struttura segnica della novella e del racconto dell'Ediano però consente di acclarare altri fenomeni ricorrenti che vorrei qui proporre. Per esempio il problema delle istituzioni narrative. Per quanto concerne ad esempio la fonte di emittenza, anche in questo lei si cimenta con varie tipologie, sperimenta. C'è il tipo di narratore onnisciente che non di rado stabilisce col narratario, come si sa, proiezione di un lettore implicito, un vero e proprio rapporto di complicità, la cui funzione principale è certamente quella narrativa, va da sé, strutturale, ma prevalgono la funzione etico-ideologica e soprattutto quella che nella semiotica, perdonate se sono tedioso, si dice la fatica o comunicativa, che è la funzione propria del conversatore della tradizione orale. Del conversatore orale. È la voce narrante che preferibilmente regola il flusso prospettico. Quindi la prosa talvolta si articola in sequenze brevi, ben calibrate, godibili, con pause descrittive accortamente incastonate nell'intelaiatura di fondo. Con sommari, governa sommari scene e soluzioni ellittiche per cadenzare il ritmo e la velocità temporale del racconto. Nella lievitazione della sua scrittura sono inoltre chiaramente percepibili le suggestioni e naturalmente le influenze che derivavano da una intertestualità ampia e stratificata, tutta volta ad ampliare il respiro narrativo e ad accrescere le molteplici possibilità di opzioni stilistica. Ecco perché dicevo e ricordavo prima che lei era una lettrice voracissima che studiava i modelli e naturalmente si predisponeva a una forma di contaminazione a vari livelli. La significativa compresenza di differenti tipologie formali fanno quindi della sua prima produzione un vero esempio
di sostrato magmatico letterario ricco filologicamente anche di stanze genetiche profonde, non solo di tipo linguistico, proprio di tipo narratologico. Dentro tale palestra compositiva si trovano ad esempio i racconti attinti dal ricco serbatoio della tradizione orale sarda, Soscontos. Lei attinge dal grande serbatoio dell'oralità e dell'universo antropologico sardo, il primo mondo, il mondo delle origini. Ma trovi anche le atmosfere del racconto gotico, i modelli propri della novella d'avventura, d'ambiente, della novella satirica e fantastica, di quella sorpresa e di suspense. Novella, ad esempio, attinta dal serbatoio della tradizione orale e che si struttura secondo le modalità del racconto nel racconto con una cornice, è La Dama Bianca. Il primo narratore interrompe il fluire della storia principale per innestarvi e fagocitarvi, quasi a mo' di matriosca, altre microstorie che si muovono su piani temporali differenti e che della prima storia ne costituiscono il paradigma. Alle voci narrative che si intersecano corrispondono altrettante figure di un destinatario uditore che rimanda appunto a un narratore orale. Nell'ampia gamma di soluzioni narrative, Grazia Deledda si cimentò a riprova della sua estrosa versatilità con possibilità combinatorie diverse per ricreare architetture e tessiture sempre nuove, capaci di avvincere e legare a sé il lettore. Dicevamo, dalle strutture tipiche del racconto nel racconto con cornice, appunto a proposito della Dama Bianca, al doppio racconto, all'intreccio a incastro, con struttura temporale complessa, oppure concentrica, circolare, sino alla linearità favolistica che era propria della novella fiaba. Gioca con tutte le opzioni, è interessantissimo, perché tutte quelle opzioni le ritrovi nei romanzi. Tra le composizioni esemplari, particolare attenzione merita in questo contesto argomentativo la novella di notte, la prima della raccolta Racconti sardi, scritta nel 1892 e pubblicata su Natura e Arte con il titolo Gabina. Dal suo testo fu tratto nel 1921 il dramma pastorale La Grazia, con Claudio Guastalla e le musiche di Vincenzo Michetti. Nel 29, per la regia di Aldo De Benedetti, divenne e fu tradotto in un'opera filmica. Piccolo inciso, ma se ne riparlerà, è una delle ragioni strutturali anche di questi convegni. La Deledda, Grazia Deledda, tra le altre cose, fu una delle autrici più saccheggiate dal cinema, insieme ad D'Annunzio. Una ragione ci sarà. Durante una notte di tempesta, la fanciulla Gabina diviene, suo malgrado e all'insaputa di tutti, spettatrice in in Sadomo barbaricina, rischiarata di luci caravaggesche, di una sorta di processo rusticano intentato dalla famiglia della madre, Simona, contro il padre naturale Elias, reo di aver abbandonato la sua donna. Gabina, Simona ed Elias divengono perciò la causa diretta e indiretta che muove il racconto. La prima in quanto figlia della colpa, la seconda perché vittima del tradimento e dell'abbandono, e il terzo giacché responsabile del danno e artefice della propria infelicità. La narrazione, dopo una serie di eventi, di rivelazioni di complicazioni, perviene come sempre a una condizione di equilibrio, sciogliendosi con un evento tanto inatteso quanto provvidenziale e poco barbaricino. L'imputato, condannato a morte dalla famiglia disonorata, sarà alla fine graziato. La durata prevede un incipit con effetto di rallentamento che è proprio quello dei racconti analitici, seguito da una parte scenica nella quale viene rappresentato con tinte chiaroscurali e mimetiche il serrato dialogo tra i protagonisti di questa tragedia rusticana. Ecco perché si presterà alla trasposizione teatrale e poi cinematografica. A un certo punto si innesta il racconto secondo, la cui esplicazione si dà secondo la modalità del recupero rimemorativo regressivo, appunto, posto in essere dal personaggio autorappresentato e autodiegetico, usando un'altra parolaccia della semiotica, che diventa un narratore di secondo grado. L'epilogo, interessantissimo, bellissimo, una novella che mi è piaciuta tantissimo questa. Il ritorno
l'epilogo è il ritorno al racconto primo, è significativamente, l'Adelaida lo pensa tutto teatrale, tutto drammatico, tutto scenico, efficientissimo ed efficacissimo. In altre novelle, poi, lei si misura con l'orientamento e con la caratterizzazione dell'orientamento e quindi con la spiccata valorizzazione del breve episodio e della scena minore, quello che si chiama il bozzetto descrittivo, che tu ritroverai nelle strutture sceniche, nelle unità descrittive di moltissimi romanzi dell'Ediani. Sequenze queste che, non trovando posto nello schema compositivo, a volte alteravano l'equilibrio dell'intreccio, ma fondando su ciò la loro attrattiva. Quindi non era sprovveduta, anche da un punto di vista narrativo, cioè lei giocava con questa possibilità di rendere attrattivo il bozzetto da un punto di vista, come dire, dell'efficacia descrittiva funzionalmente all'aspetto, alla struttura narrativa. Sulla montagna è un esempio di bozzetto idillico che vi vorrei proporre. Quei bozzetti idillici, almeno nella prima fase, dai tratti arcadici e dai tocchi rapidi, la descrizione è pittorica, a tratti oleografica, manierata e convenzionale, a tratti imbevuta di un lirismo suggestivo e irridente. La percezione del paesaggio e dello spazio, che è visiva, uditiva, olfattiva, è nell'Adelaida quasi sempre totale e totalizzante. Come avviene per altre novelle, il lettore sembra assistere a una contemplazione di un microcosmo carico di emozioni, di suggestioni incantatorie, con processi di antropomorfizzazione degli elementi naturali. La natura diventa umana e l'uomo sa tendere alla grande sensibilità alle questioni della natura. Colpi di scure, ad esempio, da questo punto di vista, una novella, come dire, emblematica. Il paesaggio si dispiega nella sua molteplicità di forme e di colori. Sull'aspetto della valenza cromatica poi ci ritornerò, importantissima soprattutto nella prima fase. Forme colte nella loro simultaneità e proposte in rassegna attraverso appunto un unico punto di vista. E verrebbe quasi da dire, da parlare in questa prima produzione di una descriptio prevalente in funzione ricognitiva ed esornativa, ma è anche in questo caso un errore. Se non fosse che l'orientamento vettoriale e il linguaggio spaziale stabiliscano inediti percorsi di senso quasi simbolici. Non è un puro sfondo oleografico la descrizione nell'Adelaida, nemmeno nella prima Adelaida, si connota di forti valenze significative. Tutto il bozzetto, ad esempio, è attraversato da alcuni temi archetipici, connessi con gli elementi cosmici primordiali, l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, ma anche l'aspetto vettoriale, l'est, la montagna, la visione verso Roma. Roma sarà il suo sogno, il suo orizzonte. Una novella in tal senso paradigmatica, che ricorda un componimento di Chekhov, è ad esempio Una terribile notte, perché lei non poteva, ovviamente, tra le tante opzioni che adesso abbiamo visto di tipo strutturale, legate alla procedura scritturale, del significante, ecco, delle forme dell'espressione, non poteva naturalmente misurarsi anche con la varietà e con l'orditura tematica. Quindi si va dalla trama di destino a quella di personaggio e di pensiero, trovi la trama d'azione, il racconto d'enigma, strutturato attorno a un mistero e al suo disvelamento, la trama melodrammatica e sentimentale, ma anche la trama di prova e quella di maturazione e di degenerazione. Una novella interessante è Una terribile notte, il cui titolo ricorda un componimento di Chekhov. La trama è d'azione e per il protagonista di prova, espiazione e formazione insieme. Il caso dissemina nel cammino di Ardo, che è responsabile di un'infrazione, ha disobbedito al padre, una serie di situazioni difficili con esito problematico, quindi tentazioni, ostacoli, pericoli. Inesperto e ingenuo, egli ripara scontando la propria colpa con prove severe dopo alterne vicissitudini. Ecco l'espiazione. Grazie a tali eventi purificatori conclude, patendo e soffrendo,
il suo percorso simil dantesco, scrive la Deledda, per la piccola ma dirupata china, la sua lenta e graduale maturazione. Quindi colpa, nemesi, purificazione e lieto fine. È probabile che tra i modelli contemplati vi sia stata anche l'epoca in cui lei leggeva Boccaccio. C'è una lettera in cui leggeva Boccaccio, fosse anche Andreuccio da Perugia. Le analogie strutturali, anche la stessa trama di formazione, ma soprattutto alcuni motivi condivisi, il vagabondaggio, la discesa nella tomba, l'anello, ci paiono indizi in questo senso non del tutto trascurabili. Come evidenti ci sembrano le suggestioni derivanti dal sostrato favolistico. Se si prende questa novella e si analizza la struttura, le funzioni dominanti sono proprio quelle della fiaba. Allontanamento, Ardo si allontana dallo stazzo gallurese, ambientato in Gallura, per andare al villaggio e per comprare il formaggio. Divieto infrazione, Ardo, restando oltre il tempo stabilito al villaggio, contravviene a un ordine impartitogli dal padre. Tranello, Ardo è vittima di una burla perpetrata da 3 donne in una casa di campagna. Persecuzione, Ardo è chiuso prima nella tomba, poi nella botte. Danneggiamento, le 3 donne sottraggono il formaggio al fanciullo. E ritorno ancora alla situazione iniziale, rientro allo stazzo. Peraltro, le possibilità del rapporto fabula-intreccio si riducono all'opzione strutturale che è proprio quella della fabula. Anche il motivo dell'anello, ad esempio, come in Capuana e Afanasiev, richiamerebbero la tradizione fiabesca, sebbene nella Deledda la sua funzione sia diversa. Non è un oggetto magico, ma un semplice strumento di salvezza e strumento di, appunto, espiazione. Ma il racconto richiama modalità rappresentative vicine anche al racconto gotico, con influenze della novella satirica e fantastica. La storia, calata dentro cornici ambientali, pervase di sinistra suggestione, è sostenuta da una particolare tecnica espositiva volta a creare suspense e usa una tecnica interessantissima, con focalizzazione sul personaggio nei momenti topici, senza anticipazione del narratore, atmosfere preparatorie. La descrizione spaziale si connota per questi sinistri effetti chiaroscurali e per il gioco di contrapposizioni dei colori. Lei gioca rosso-nero, giallo-nero. È novella, e qui sta la pennellata satirica di derivazione del racconto di burle e di scherzi. A tratti si stempera per taluni risvolti comici legati ai comportamenti bizzarri e paradossali del suo protagonista. Per esempio, un esilarante esempio riguarda l'episodio della burla del formaggio sottratto e dei banditi che fuggono credendo di avere dinanzi il demonio. Mi avvio alla conclusione proponendovi un'ultima interessantissima novella, per quanto mi riguarda molto interessante e paradigmatica, appunto, di dove ritrovi i motivi del viaggio, del peccato, della colpa, dell'espiazione e della passione irresistibile e tentatrice. E sono appunto i cardini di una trama melodrammatica che è di degenerazione e di disillusione, naturalmente con finale tragico. Una delle grandi questioni filologiche della Deledda è quello dei finali. Lei cambiava spessissimo i finali. La novella è Padre Topes. Padre Topes è un frate francescano al quale un giorno di primavera viene ordinato di partire alla cerca per i villaggi circostanti. Il religioso, intrapreso il suo viaggio, a un certo punto vive il doloroso conflitto agonico che dissotterra dal campo dell'oblio la sua macchia genetica. Suo padre è un bandito. Peraltro la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri, come sapete, è uno dei temi centrali anche del teatro tragico greco. Il fuoco istintuale incontrollato della passione diviene motivo di macerazione e di tormento. Il peccato originale, il rimorso, il senso di colpa e la scelta di un'espiazione eterna si avvicendano tumultuosi e si accavallano trasfigurandosi in una baraonda di immagini e di pulsioni autopunitive febbrili. Fu una settimana di martirio, scrive la Deledda. La riparazione del danno
attraverso l'autoflagellazione e il silenzio, tuttavia non basta più. L'espiazione di una colpa grave ha bisogno per sublimarsi del gesto estremo. Attenzione, perché questo è uno di quei finali che per Cenere il pubblico tedesco e Parigi rifiutarono alla Deledda, cioè quello del suicidio. Si levò la corda grigia che gli cingeva i fianchi e la gittò ad un ramo, salito sulla pietra che serviva da sedile, e gli fece un nodo scorsoio alla corda, se lo passò al collo e si lanciò nel vuoto. Tutto profuma di essenze aromatiche e fragranze primaverili e il narratore ha a sua disposizione per descrivere una ricca tavolozza dalle tinte forti. Ecco i colori. I colori rivestono nella prima scrittura della Deledda una funzione semiotica centrale e la loro valenza connotativa e simbolica si lega indissolubilmente a istanze che sono etiche e ontologiche insieme, quasi una sorta di equivalente spaziale di una dimensione morale. E in questo è modernissima, in questo è avanti. La stessa descrizione del paesaggio assume in questa fase del processo di maturazione artistica una funzione centrale per la piena comprensione anche dell'assiologia e della psicologia dei personaggi. Tutto il bosco aveva fremiti, riflessi, mormorii arcani e tutta la montagna appareva assorta in un sogno d'amore. Un soave odore di violette e di narcisi avvolgeva il frate che sorrideva beato. Il sole, già caldo, inondava di voluttuosi tepori le verdi campagne, ma padre Toppes cominciò a turbarsi nel respirare la fragranza del bosco. Lo sfondo naturale, percepito su una linea prevalentemente orizzontale e attraverso una sorta di fissità quasi estasiata e smarrita, si tinge in relazione analogica alla vicenda dei caldi colori della passione. Grazie. Grazie al professor Dino Manca, che sicuramente ci ha rappresentato uno spaccato delle novelle che spesse volte poco conosciute della costruzione narrativa deleidiana. Tentiamo sempre di far leggere anche ai nostri studenti, adesso mi rivolgo ai docenti in aula, ma un po' tutti romanzi, ma le novelle sono poco conosciute e invece poi raccontano tanto anche della personalità della Deledda. Io adesso vorrei invitare a sedersi con me al tavolo tutte le relatrici oggi del convegno, che chiedo scusa non ho fatto prima e che così presento, e sono la professoressa Gonaria Floris, la professoressa Stefania Lucamante e la professoressa Palladini, se tutte sono presenti in aula adesso. E poi avremo la Sperelli con cui ci collegheremo. Vedo il professor Mola che si vuole allontanare, che io ringrazio vivamente di averci portato la sua presenza oggi e auguro tra l'altro un bellissimo periodo del suo rettorato. La professoressa Gonaria Floris presente? Buongiorno. Benvenute tutte, grazie. Allora, abbiamo tanti posti liberi, come preferite? Sì, vi passo il... Prego. Anche in questo caso una brevissima presentazione della professoressa Floris. È stata professore di letteratura italiana nell'Università di Cagliari. I suoi principali interessi di ricerca vertono sulla poesia e sulla prosa del Rinascimento e del primo Ottocento italiano e anche quindi della letteratura sarda. Ha soggiornato in qualità di visiting scholar presso la Harvard University e presso la Newberry Library Foundation di Chicago ed è stato socia fondatrice, redattrice e membro della rivista Portales ed è stata per diversi anni componente della giuria e poi presidente del premio Montanaro.
la professoressa Floris ci presenterà una biografia e un'autobiografia delle novelle. La ringrazio. Vi prego di rispettare dei tempi. Abbiamo voluto che Dino facesse in apertura ovviamente una presentazione più ampia. Abbiamo più o meno un 20 minuti a disposizione. Tu fammi cenno quando io, perché ho già la voce grossa. Sì, fammi cenno. Allora, correggo bene il senso del titolo, è biografia e autobiografia della Deledda nelle novelle, non delle novelle. Ringrazio caldamente gli organizzatori del convegno e i carissimi amici che hanno avuto il pensiero di invitarmi e vado. 2 linee editoriali e filoni di studio, più o meno di recente, hanno particolarmente favorito un'ulteriore messa a fuoco delle novelle delediane. In primo luogo, non dirò la bibliografia perché sapete tutto e poi perché perderei molto tempo. In primo luogo, le edizioni a sé del corpus edito delle novelle, quindi quella Ilisso, già menzionata, a cura di Giovanna Cerina, e quella per il maestrale, curata invece da Fois e De Dola, più l'avvio che sappiamo striscia da anni tra i grandi segugi, o almeno un paio io li conosco, la ricerca bibliografica appunto dei testi sparsi e una prospettiva di un catalogo sempre degli inediti tuttora sparsi. In secondo luogo, hanno contribuito a questa messa maggiore in evidenza le svariate ricostruzioni biografiche, italiane e straniere, più o meno romanzate, meno direi quella di Rossana De Dola. In terzo luogo, i legami epistolari resi pubblici, finalmente, di Grazia Deledda con Stanis Manca, con Giovanni De Nava, con Angelo De Gubernatis e con, recentissimo, Justine e Julius Rodenberg, oltre a quello, anche questo sempre in corso, con Andrea Pirodda. Come sappiamo, la scrittura delle oltre 400 novelle, questo oltre si favoleggia che possano essere proprio altre centinaia, però diciamo che certamente sono oltre le 400 novelle, si intercala, come sappiamo, alla trentina di romanzi delediani, la cui serie si chiude proprio con la postuma autobiografia romanzata Cosima. Storicamente sappiamo, sotto cioè il profilo della forma, le novelle della Deledda, o fiabe, o leggende, o favole, o storie e racconti, Dino ce ne ha fatto degustare tutta la varietà, testimoniano il passaggio della narrativa breve tra 8 e 900 dal componimento breve, reale o immaginario della novella a quello piuttosto di estensione minore del romanzo, che descrive una vicenda inventata, ma per lo più di carattere realistico, qual è il racconto. Nel curarle per la Ilisso, Giovanna Cerina per lo più delineava il difficile apprendistato linguistico e narrativo della scrittrice e ne scandiva tuttavia la crescita, tra incertezze e contraddizioni, lungo il traumatico ma irreversibile cammino della sua celebrazione della Sardegna. I nuclei tematico-ambientali che si sposano, come Dino Manca ha ben sottolineato, a ciò che è di moda, al feuilleton, all'appendice, quindi alla novella sentimentale, vedremo anche infine, però i nuclei tematico-ambientali comuni alle novelle sono per lo più il mondo degli animali, delle piante, dei morti, i santi, l'infanzia, i tesori e tanti altri relativi alla Sardegna. Tradizionalmente questi nuclei sono accomunabili in base al loro primitivo valore totemico.
secondo il quale, cioè, la comunità di appartenenza si riconosce attribuendo loro superstiziosamente un valore protettivo. Così nella letteratura e arte occidentale essi ci ricordano e ricordano all'uomo il rapporto con la natura e forse per questo appaiono depositari di misteri e segreti, minacce o incanti, o ancora segni del destino, abbiamo visto, guide magiche che rivelano un senso nascosto delle cose o aprono meravigliosamente a un altro universo di senso. In ogni caso, Giovanna Cerina avvalorava l'impatto di novità che le novelle della Deledda seppero guadagnarsi fin dalla loro prima pubblicazione sulle riviste, sia per l'effetto innovativo del mezzo, le riviste appunto, che anche per quello del messaggio, data la tendenza della scrittrice ad attribuire alla sua materia narrativa un valore in sé, per quel che di peculiare e di esotico essa poteva rappresentare presso un pubblico che lei mirava a conquistare, cioè soprattutto esterno. Del resto, però, Giovanna rilevava come l'allontanamento definitivo della Deledda dall'isola abbia prodotto il trascolorare della rappresentazione realistica delle novelle verso un'atmosfera leggendaria e mitica di cui fanno fede, ad esempio, l'uso indefinito delle coordinate spazio-temporali o, nei riferimenti alla realtà regionale, il maggiore interesse verso una dimensione della interiorità, sia pure osservata e descritta più che rappresentata quale processo mentale. Dal canto suo, nella prefazione al secondo dei 2 volumi per l'edizione Il Maestrale delle Novelle, Rossana Deledda, scusate, che bel lapsus, Rossana Dedola nota che, al contrario dei romanzi, io su questo non sono affatto d'accordo, stimo molto la Dedola naturalmente, molti racconti abbiano un taglio decisamente autobiografico. Grazie ad essi, ad esempio, noi potremmo seguire la scrittrice per il centro e anche nei quartieri periferici di strade non asfaltate di Roma, appunto quale poi lei andrà ad abitare, o nei suoi ritorni a casa, soprattutto appunto quella di via Porto Maurizio, che ora ha cambiato nome ancora e si chiama via Genova, se non erro. Il suo cancello con quella posizione di soglia interno-esterno, l'orto, il giardino, la panchina e anche l'interno della casa con il suo arredamento che aveva così ben studiato. Quindi episodi anche di poco conto, particolari privati, abitudini di vita della quotidianità della scrittrice, notoriamente fin troppo riservata, vengono portati quasi immediatamente alla ribalta e come a trasferirsi senza difficoltà, cioè sic et simpliciter si direbbe, nei racconti ci mostrano l'inesausta capacità autoironica della Deledda, che non solo appare qui sincera, ma anche divertita e divertente. Ora, rispetto a questo mood, cioè a questo umore vagamente ilare che a giudizio di Rossana Dedola aleggia sull'autobiografismo lieve degli ultimi decenni, cioè degli ultimi 2 decenni, come ha detto Dino, è del 39, il postumo Cedro del Libano, ma quella precedente è appunto del 33, a mio avviso un percorso invece caratteristico a ritroso della memoria di sé è quello rintracciabile lungo il blocco delle prime 10 raccolte, che si chiude con Il fanciullo nascosto, che è appunto del 15. Quindi il blocco si pone a cavallo dello spartiacque del matrimonio e trasferimento a Roma dell'autrice e a cavallo inoltre di quella ambientazione sarda o meno delle novelle, perché la Deledda al gioco spariglia sempre. La prima novella in assoluto, Vita Silvana, lascia intravedere un'essenziale autobiografia profetica della reale carriera futura di Grazia Deledda. Segue di lì a poco
E sempre la combinazione anche cabalistica, cioè numerica delle cose in Grazia Deledda è tutt'altro che inconsapevole o anche solo superficiale. Segue di lì a poco il recupero espressamente frammentario delle eponime memorie infantili e a queste, con uguale intervallo, quindi c'è una progressione anche ordinata, una sorta di diario di viaggio del ritorno alla casa paterna, venduta, come effettivamente accadde, fino in cima alla cameretta e al tavolino nero delle prime scritture di cui dà conto Cosima. Il confronto con Cosima è ovviamente una specie di parametro, appunto di comparazione fra ciò che noi andiamo a verificare della effettività della vita di uno scrittore e insieme il suo mistificarsi, nascondersi, sottrarsi. I Marvu, la prima novella delle tentazioni, sono anche i Deledda, tra i quali spiccano i due effettivi fratelli di Grazia. Il primo, Sardus, che riaffiora anche nella novella I giochi della vita, e il secondo, Andrea, che affiora in Un piccolo uomo entro la stessa sezione delle tentazioni. Il motivo topico dell'amor de logne, cioè l'amore di lontano, da lontano, col particolare delle lettere bruciate, riconduce all'amore per Stanismanca, ma anche a quello per col De Gubernatis, con tutte le sue bizantinerie, cui rinvia piuttosto il motivo del ritratto inviato, che si cela anche nella figura di Don Eveno, cioè della novella dal titolo Don Eveno. Lo spartiacque delle nozze, che tra il vero e il fittizio coincide con l'affermazione letteraria, inaugura non senza andirivieni anche l'ambientazione fuori dall'isola, come ho già sottolineato. Non manca neppure il rinvio al mancato fidanzamento con Andrea Pirodda, alias Andrea Verre nella pagina, con sempre grande cattiveria, senza tralasciare, per chi conosce il sardo, senza tralasciare la sua stessa vocazione letteraria. Con leggera ironia, per definizione, i giochi della vita permettono alla narratrice di accostare entro il cuore dell'ambientazione romana, tra Via Nazionale e Via 20 Settembre, la tribuna che fu il giornale di Stanismanca all'intendenza del Ministero delle Finanze, che è invece dell'effettivo luogo d'impiego dell'effettivo marito Palmiro. Così, più avanti, nell'ottava raccolta, la terza novella, anche Andrea Pirodda, o meglio chi per lui, perché appunto non si chiama Pirodda, verrà messo in corrispondenza col Madesani, cioè di nuovo col marito. Ma il vero centro dei giochi della vita è sempre lei, la protagonista femminile, che in questo caso si chiama Carina, ma è quasi Grazia, anche lei, risoluta a voler pubblicare il suo romanzo, che appunto simbolicamente si intitola Primavera, con una grossa casa editrice e non con editori di ripiego. Vorrei più da vicino, anche se mi limiterò a porre il problema di questo rapporto che ho inteso mettere a fuoco, segnalare da un lato un primo dittico, un dittico con la presenza di una generica allusione, forse al fratello Sardus, entro gli amori moderni, la novella Gli amori moderni e la novella Colomba. Il loro trait d'union è il comune protagonista Antonio, combattuto e irrisolto tra l'identità del laureato e quella del figlio di un pastore. Ma più ricca e interessante è la vera e propria sperimentazione stilistica dell'altro dittico, suggerito dalla seconda e terza novella della raccolta Il nonno. Nella prima delle due, dal titolo Solitudine, di ambientazione sarda, tra realtà e sogno il protagonista fa la guardia al carbone che il treno trasporta a Cala de Lunas, fittizio nella Deledda, ma ormai così reale e per noi più decifrabile di Cala Luna, perché in realtà, come tutti i toponimi sardi dall'Unità d'Italia sono stati stravolti. Sorranzos diventano gli aranci e sono i granchi,
capo carbonara diventa appunto di nuovo carbonara, come se ci vedessimo pure la pasta asciutta, e invece sono sempre i granchi, l'isola del cavolo, il granchio, eccetera. Quindi il Leune è il nome di Cala Luna, che non era una cala, era ovviamente la località, come si dice Isalle, nella Deledda, come si dice Esporosile e così via. Comunque in questa cala poi un veliero, ecco, il treno trasporta il carbone e poi un veliero caricherà il carbone per portarlo al di là dal mare. Protagonista della seconda novella di questo secondo dittico è invece un soldato, anch'egli guardiano a sua volta, appunto dei condannati, però di un'isola penitenziaria di cui noi abbiamo ottimi campioni, ma in questo caso non è sarda e non è intorno, cioè alla Sardegna, ed è l'isola penitenziaria di Nisida. Serafino, questo è il suo nome, è anche però un aspirante scrittore, alle prese anche in gara con un melomane suo amico e stretto che vuole invece alle prese con la sonnambula e quindi alle prese con la composizione di una romanza, ugualmente tentando di debuttare, di farsi pubblicare. Quindi Serafino invece manda sempre questa sua novella che è intitolata Pietà e che gli editori non gli pubblicano, non gli rispondono nemmeno. Anche qui, tra la realtà e il sogno, nella prima parte del racconto Serafino si dibatte tra il dovere di catturare un evaso, oppure la spinta pietosa a risparmiarlo, o addirittura al contrario a suicidarsi, il tema del suicidio è stato già ricordato, per paura di essere scoperto dopo averlo appunto lasciato andare. La seconda metà del racconto, anche queste disarmonie sono molto interessanti proprio per misurare la furiosa sperimentazione della Deledda a volte, assume la forma epistolare. A dispetto infatti dei sordi editori italiani si materializza piuttosto una traduttrice tedesco-olandese, ma conoscitrice dell'italiano ovviamente, che è colpita in realtà principalmente dalla pietà, cioè da quel titolo e sostanza di quel racconto che Serafino mostra verso, perché in definitiva deve aver scritto, o almeno in quella versione inviata a lei, mostra che ha risparmiato l'evaso e lei è profondamente commossa perché quell'evaso era suo padre. Anche Elisabeth, questo è il suo nome, tanto per cambiare è un'aspirante scrittrice, quindi Deledda la sua furia balzacchiana alla scrittura la proietta anche nei suoi personaggi e quindi ne scaturisce con Elisabeth un intenso scambio epistolare. La novella, tenete conto, si intitola Novella sentimentale e quindi tutti quei combinati disposti di cui abbiamo sentito sono messi in gioco. Quindi questo intenso scambio epistolare ha anche qui una cabala precisa, misura 18 mesi, 1 anno e mezzo, e sempre alimenta un ennesimo amor de logne con la ragazza e il riuso quindi fittizio da un lato delle lettere effettive o viceversa le tante lettere scritte da lei per puro gusto letterario ma mai inviate. In pratica però Serafino ne cava delle belle cose perché primo godrà dell'apprezzamento della sua novella mentre nessuno gliel'aveva apprezzata e la traduttrice nel valutarla la accosta proprio ad una bella pagina di romanzo. Ecco qui anche il genere verso cui glissa, diciamo, spesso la novella, specialmente ad un certo punto della Deledda. E però c'è anche il risarcimento rispetto al diniego degli editori italiani, grazie addirittura ad un riconoscimento ad abbondanza, ma in terra straniera, che è appunto quella delle lingue tedesca e olandese. Lei traduce in tedesco la Elisabeth perché la riconosceremo.
Infatti, per molti versi questo carteggio sembra alludere a quella che a quello che è lo scambio epistolare che si instaura tra Deledda e Justine Rodenberg, quindi la moglie del Julius Rodenberg, che era appunto il direttore della più importante rivista letteraria tedesca. E questo è il carteggio che proprio in questo anno in corso, nel 2021, Rossana De Dola ha pubblicato, rendendolo autonomo, perché già ne aveva accennato nella biografia di cui vi ho detto. In ogni caso, Grazia si proietta in Serafino come in Elisabeth, con le sue tante appunto lettere non spedite, e entrambe tradiscono la biografia letteraria delle due donne. Vorrei concludere dicendo che a 45 anni dall'uscita del patto autobiografico di Philippe Lejeune, il paradosso della scrittura di sé si staglia ormai e da tempo, e la Deledda ce n'è testimone di questa direzione, non più in una contrapposizione, ma poiché viviamo in un'epoca che è successiva a quella postmoderna e quindi è veramente stagliata tra autobiografia e piena autofiction, quindi non ci troviamo più di fronte alla ricerca spasmodica di vedere chissà quale verità nella definizione letteraria della scrittura, che per sé non risponde alla verità, ma a quella che l'autore vorrebbe fosse preso per la verità. Quindi la Deledda ci mostra come il nesso indissolubile tra la scrittura e la vita non si regola più in base alla posizione, ma in base a un doppio movimento, che è appunto da un lato l'introspezione, dall'altra l'esigenza della propria verità. In ogni caso, come afferma Simone de Beauvoir nei Mandarini, per parlare di sé si deve parlare di tutto il resto. Ora questo tutto il resto, per la Simone de Beauvoir, è la storia, anche la storia con la S maiuscola, per Grazia Deledda è tutto il resto di quello che noi sappiamo, ricchissimo repertorio e riserva di invenzione e di anche studio e ricostruzione. Scrivere, infatti, è sempre un parlare agli altri di loro stessi, oltre che appunto uno scrivere per sé. E poi, in effetti, quando noi scriviamo la storia o pensiamo alla storia della nostra vita, la vogliamo sì raccontare agli altri, ma in realtà soprattutto la raccontiamo a noi stessi. Grazie. Grazie alla professoressa Gonaria Floris. Interessantissimo l'aspetto che ha introdotto e che oltretutto credo anche a voi possa suggerire tanti momenti di riflessione e anche dei quesiti in attesa di risposte. Sarebbe bello poter approfondire anche questi momenti. Ora vorrei introdurre Stefania Lucamante, che ci presenta questo tema: una novella o una parabola, la festa del Cristo e la pratica del perdono secondo Grazia Deledda. In particolare, la professoressa Lucamante insegna dal 2019 presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali della Facoltà degli Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. È professore emerita della Catholic University of America, dove ha diretto per 20 anni il programma di italianistica. Ovviamente sono note tantissime sue pubblicazioni, che però ora non cito, ma che ovviamente meritano le nostre congratulazioni. Nel 2008 ha curato gli atti del simposio della Shoah Memoria Collettiva e Memoria Privata, che si è svolto a Roma nel giugno del 2007. I suoi interessi di ricerca riguardano tra l'altro la narrazione letteraria della Shoah, post-memory, after theory, l'estremo contemporaneo, Elsa Morante e le sue epigone.
Passo la parola alla professoressa Lucamante. Grazie dottoressa Masala, con la quale condivido il nostro bel nome. Sì, grazie. Mi sono spostata perché volevate coprirmi, forse con qualche ragione, il viso, però... Allora, dunque ringrazio sicuramente il rettore che è appena andato via, il direttore del Dipartimento dove ho la fortuna e il piacere di lavorare dal 2019. Ringrazio anche l'ISRE per le possibilità che mi ha dato già nel 2016 e adesso si rinnova con questo invito di parlare di una scrittrice importantissima come Grazia Deledda, non soltanto perché ha ricevuto il Nobel. Grazie. Non soltanto perché ha ricevuto il Nobel. È interessante che la mia collega Gonaria Floris abbia citato questa frase di Simone de Beauvoir, perché Elsa Morante condivide sicuramente questa opinione. Nel 1959 disse in un'intervista per 9 argomenti: al vero poeta deve stare a cuore il mondo, non la letteratura. E non si può parlare né di sé né di vera letteratura se non ci si preoccupa del mondo. Il mio intervento oggi si compone di 2 parti, una brevissima, parlerò dei discrimini utili per la lunghezza del racconto e poi esaminerò un case study, una novella della raccolta Chiaroscuro del qui ho scritto del 1012, ma forse un po' 1912. Desidero inoltre ringraziare personalmente Duilio Caocci, che si spende in una maniera incredibile per cercare di coordinare colleghi, personalità per questo tipo di eventi che rendono la nostra università veramente grande. Peccato che non ci sia il rettore, se no mi avrebbe... Nell'introduzione alla raccolta Racconti italiani del Novecento, pubblicati per i Meridiani Mondadori, Enzo Siciliano discute le origini del racconto breve d'età moderna partendo da un'affermazione di Giovanni Boccaccio. Cito: novelle o favole o parabole, storie, che dirle vogliamo, chiuse le virgolette. Siciliano opera un discrime rispetto ai 4 generi letterari con cui Boccaccio presentava le varie forme brevi di prosa. Il racconto breve come veicolo di storie diverse per cronotopo, come anche per le possibilità di sviluppo dei personaggi e della trama stessa della storia raccontata, non si profila nel Novecento come un genere così sovrapponibile e interscambiabile come sembrava affermare Boccaccio. La novella, lo dice la parola, voleva raccontare qualcosa di nuovo e rapidamente, tanto almeno da non annoiare l'eventuale ascoltatore o lettore. Trapassata nella scrittura, mantiene quel ritmo veloce da racconto breve che sta tornando di moda nelle pubblicazioni online, Bite Stories. Come bene afferma Giorgio Bertone, il racconto costituisce comunque la più tipica produzione storica della narrativa italiana. Le motivazioni sono presto dette: tradizione, amore per la parola colta, poca dimestichezza con la forma lunga del romanzo, per cui ricordiamo Oreste del Buono che nel 1968 dichiarava la morte del romanzo italiano non è mai esistito, insomma uno dei, come dire, leitmotiv tipici proprio della critica italiana. Berardinelli nel 2011 e via dicendo. Per il critico Orteghi Gasset, le differenze fra i 2 generi sono ancora più pronunciate. Il romanzo deve essere l'opposto del racconto, in quanto non sono gli avvenimenti quanto i personaggi ad attrarci. Poco di nuovo si può raccontare in un racconto breve. Le 2 forme quindi variano per funzione e per sostanza.
Il romanzo guarda al trattamento dei personaggi come contemplazione etica e dispone di un repertorio di gesti normativi dinanzi ai grandi dilemmi dell'esistenza ereditata dal teatro classico francese, mentre, secondo il critico, né la novella né il racconto dispongono di tutto questo corredo. Il romanzo, quindi, è l'esemplificazione di un tipo di arte che cerca sempre la norma migliore per regolare il gesto e la parola di, cito, creature esenti dalle urgenze primarie della vita che potevano concentrare la loro esuberante energia sui conflitti puramente morali. Fine della citazione. Ortega y Gasset considera Dostoevskij come esempio di romanziere che fa tesoro dell'amorosità propria del romanzo, in cui un'azione brevissima viene descritta in 2 interi volumi, per non parlare di Marcel Proust e della scena del ballo ai Guermantes, 84 pagine. La concentrazione della trama nel tempo e nello spazio, caratteristica della tecnica di Dostoevskij, vengono usate come fertile ricorso, queste Ortega y Gasset, per ottenere quella interna densità e quella specie di pressione atmosferica che sono proprie dell'opera. Chiuse le virgolette. Basta la brevità a definire un genere? Probabilmente no. Come sostiene Federico Pellizzi, indubbiamente il principio retorico e gnoseologico della brevitas non è sufficiente di per sé a delimitare l'area del racconto breve, anzi è un principio aperto, interpretabile, che non preclude le più varie possibilità di realizzazione. In effetti il racconto, se è un genere problematico e anomalo come il romanzo, anche se per motivi opposti. Laddove il romanzo fagocita, il racconto digiuna. E ciò determina anche in parte il loro rapporto, che può arrivare, complice un consimile disturbo di realtà e di relazione, alla distanza più assoluta o la coincidenza più inaspettata dei 2 generi. Il racconto è un genere radicale, estremo, che può incarnare con la stessa naturalezza la purezza letteraria e la semplicità triviale, la significatività epifanica e il nonsense. Adotta con grande duttilità, a volte nello stesso autore, forme aperte e forme chiuse, molto simili in ciò al romanzo, anche se diversissimo nei modi di attuazione e nelle strategie. Esistono anche altre determinanti del genere, forse più strutturali e non soltanto legate alla norma e alla tradizione. Mi riferisco infatti al compito precipuo che si assume il narratore di un racconto, far avanzare la narrazione di un fatto molto compiuto da un punto di vista temporale. Una narrazione iperfocalizzata che possa destare interesse, entrare nel raggio di comprensione dei narratari o lettori, che dir si voglia. Il ruolo del narratore è fondamentale nel racconto breve perché deve descrivere il quadro della situazione in modo tale da lasciare al lettore il potere di immaginare il contesto entro cui tale racconto è situato. Cito in proposito un'intervista rilasciata da Gianni Celati a Silvana Tamiozzo Goldman. Nelle sue puntuali risposte riguardanti la pratica della forma breve, Celati accenna a un'idea del suo amico, il fotografo Luigi Ghirri, rispetto alla fotografia, e cioè che, cito, la parte più importante di una foto è quella che è rimasta sui margini, fuori dall'inquadratura, perché la parte inquadrata è solo un metro di misura per immaginare il resto. Chiuse le virgolette. In termini filmici, quello che non si vede, l'off-screen, può diventare ancora più interessante dell'on-screen, quello che si vede, in quanto ci costringe a pensare al mondo in cui si muovono i personaggi del racconto. Celati costruisce un parallelo fra l'effetto creato dall'on-screen e off-screen alle possibilità tecniche fornite dalle narrazioni in prosa breve. Cito Celati. E quando un racconto ti fa immaginare qualcosa, cioè dà anche soltanto un barbaglio di visione, vuol dire che ti rimanda un fondo di voci, a catene di richiami ad altri racconti, a racconti di racconti, per cui la testa comincia a vagare dietro quei richiami che si dispiegano dappertutto in una esteriorità incalcolabile.
Ma in questa esplorazione dell'esteriorità il racconto scritto rimane solo come metro di misura, niente di più. E il più importante di lui è lo sfondo in cui si proietta, un paesaggio dove piazzare le intuizioni e le voci o i richiami a cui si va dietro. Chiuse le virgolette. Ma questo paesaggio va popolato di oggetti, di persone, di animali per poter essere considerato davvero paesaggio e non soltanto natura. Ecco che l'artista si impegna nel collezionismo di elementi. I love people, I love everybody, I love them. I think as a stamp collector loves his collection. Amo la gente, amo tutti, li amo, penso, come un collezionista di francobolli ama la sua collezione. Queste le battute d'inizio dell'appunto 7 contenuto nel diario della poetessa americana Sylvia Plath. La parola amore, ripetuta tante volte, costruisce la geometria delle emozioni mediante la quale Plath organizza le prospettive del paesaggio che lei vedeva, ma soprattutto sentiva. Teneva il conto delle innumerevoli varietà di elementi e di persone che arricchivano i testi delle sue poesie come anche dei suoi romanzi, penso a Bell Jar. Trasfigurava nelle sue immagini verbali gli elementi del suo catalogo personale di esseri umani, oggetti e animali che amava riprendere. Mutatis mutandis, una scrittrice spesso considerata quale pragmatica e tenace artigiana del testo, Grazia Deledda, opera lo stesso tipo di stamp collection. L'amore e la curiosità per la vita uniscono autrici dalla personalità e posizione geopolitica così diversa. La raccolta di francobolli di Deledda produrrà personaggi destinati a far conoscere al mondo la società sarda prima e italiana in seguito. Quello che mi preme dire però in questo breve intervento di oggi, che segue il percorso tracciato dai saggi ben più articolati, fra i quali ricordo almeno i contributi fondamentali di Neria Di Giovanni, Rossana De Dola, Cristina Lavinio, Gonaria Floris, Giovanna Cerina, riguarda la costruzione finzionale di una società i cui limiti sono stati anche la dannazione dell'artista nuorese liquidata come verista tout court. In effetti Deledda non presenta mai la realtà così com'era, chiedendoci di leggerla come un romanzo. Questo è piuttosto un discorso fatto da Natalia Ginzburg quando rilasciò l'intervista dopo la vittoria per il premio Strega del 63. Col suo fare spiccio affermò che nel libro era tutto vero, anche i nomi, ma che voleva che il libro si leggesse come un romanzo. Oggigiorno siamo avvezzi a metadiscorsi rispetto a come leggere un'opera. Siamo quasi stupiti quando un narratore narra e basta e mostra reticenza nello spiegare la propria tecnica. Ormai lo scrittore, non di rado un professore, ci spiega per filo e per segno come deve essere l'approccio al suo testo, dichiarando poi che il lettore gode della libertà di credere o non credere a quello che trova scritto. Non faceva della metaletteratura invece Grazia Deledda. Non possiamo d'altronde parlare di uno sviluppo lineare della sua tecnica narrativa. Poche sono le spiegazioni che l'autrice ci ha lasciato del proprio lavoro da un punto di vista formale, mentre si dilungava spesso nel parlare dei temi che le stavano a cuore. Paradigmatico, emblematico il discorso per il premio Nobel. Nella propria consapevolezza di non possedere gli strumenti per un metadiscorso sulla sua scrittura, estranea com'era al mondo accademico, Deledda non può spiegare al lettore come leggere le sue parole sulla società sarda o sulla distribuzione del sensibile che la letteratura ci regala sempre. Il suo metodo narrativo consiste nel comprendere la propria voce all'interno di un'altra voce, quella di un narratore esterno di cornice, il frame narrator di Gerald Prince, per creare una distanza fra il ricordo del proprio mondo nuorese e l'atto della scrittura da Roma. Deledda era consapevole della propria e spesso citata urgenza di scrivere. Appunto per questo frequentò sia questo genere letterario, sia il romanzo, un po' di teatro.
rimangono due fatti certi che hanno in qualche modo rallentato il processo di comprensione del metodo Deledda. L'incessante sperimentalismo, di cui parlava anche Gonaria, dell'autrice, che marca il passaggio dei suoi romanzi dall'esempio ottocentesco a quello novecentesco, come anche la mancanza di un interesse vero da parte dei critici dell'epoca, che non si posero il dubbio di capire cosa stesse avvenendo in tutti questi testi scritti d'urgenza dalla scrittrice nuorese. Logico quindi che il riferimento al verismo rimanesse la carta critica più giocata dagli studiosi. Quella difficoltà di collocazione extracanonica per cui Marcello Fois avvicina il caso Deledda a quella degli ex-centrici Dino Buzzati e Italo Svevo. Una difficoltà accentuata, secondo lo scrittore, anche dal, cito, problema di essere donna, chiuse le virgolette. A mio avviso, il paesaggio umano e naturale delineato nelle novelle enuclea il senso politico della scrittrice, un senso che nulla ha a che vedere con il fare politica. Il gesto politico è intuito nei suoi testi, mai sillabato con chiarezza. È importante allora notare quanto sia evidente ed efficace quel gesto politico deleddiano di presentare, rovesciandoli, riti e rituali come anche situazioni endemiche alla società nuorese. Rivoltare narrativamente il calzino sociale nuorese, rivelare i paradossi della loro civiltà, significava mostrare ai suoi lettori le vulnerabilità morali dei suoi compaesani, un punto di vista, quello di Deledda, che le procurava il cannocchiale della lontananza da Nuoro. A differenza del fatalismo che la lente attivava nello sguardo ormai stanco del mondo del principe Fabrizio del Gattopardo, convinto, come si sa, che tutto doveva cambiare affinché rimanesse lo status quo, la narrante onnisciente deleddiana prevede un energico rifiuto delle stesse leggi e degli stessi rituali da lei descritti, mostrandocene il lato più moralmente osceno. Deledda rivolta il calzino del verismo regionalistico e denuncia il ridicolo di certi riti quando sono accompagnati dall'ipocrisia. Fra gli scritti dotati, cito, di una forza narrativa assai più intensa delle novelle pubblicate regolarmente sul Corriere e altri giornali, di una problematicità più densa e consistente in cui è presente quella dimensione che noi attribuiamo ai testi di più profondo valore artistico, testi che possiedono una profondità simbolica, una dimensione stratificata di senso, lo studioso Giovanni Pirodda inserisce La festa del Cristo, una novella che fa parte della raccolta del 1912 Chiaroscuro, apparso per la prima volta in La lettura. Questa raccolta conferma come Deledda, cito, scriva per trasformare i criteri della giustizia, per spostare il senso dell'onore su ciò che ha grandezza, per mettere in luce l'ambivalenza e la violenza delle passioni, per rilevare la miseria di un mondo senza pietas, per denunciare il potere e incoraggiare alla misericordia. Non credo che Deledda scriva filosoficamente, come sostiene Monica Farnetti, dal cui saggio La scrittura paziente di Grazia Deledda ho appena citato questo passo, ma mi trovo in pieno accordo con lei quando pone l'enfasi sul desiderio dell'autrice di trasformare i criteri della giustizia, per la sua volontà di esercitare una morale diversa da quella che prevaleva nel suo paese, non fosse altro che in finzione. La letteratura ci consente sempre, infatti, di creare realtà, quale quelle, ad esempio, definite dalla novella Le 13 uova, in cui si impiega l'esercizio della morale secondo il classico script decameroniano, inserito nel contesto della società pastorale sarda. Grida d'aiuto che non vengono ascoltate nella notte, in un grido nella notte, appunto, peccati confessati
a preti che ronfano anziché ascoltare nella porta aperta e altri momenti simili, compongono nella raccolta Chiaroscuro il ritratto di un'isola in cui temi legati al fantastico come fatti strettamente reali si intrecciano in quella famosa urgenza di scrivere deleddiana. L'urgenza, ribadisco, dettata certo da un ethos rigoroso, ma ormai sicuro di altre verità morali acquisite grazie alla sua lontananza dall'isola. Non credo sia un caso, allora, che fra tutti i testi brevi, diceva il professor Manca che ci sono oltre 400 novelle, Enzo Siciliano inserisca nella raccolta dei Meridiani proprio la festa del Cristo. Oltre che per la sua indubbia bellezza e vigore, per quella forza narrativa notata da Pirodda, la mia scelta di esaminare la festa del Cristo è dovuta anche al tentativo, perché penso che sia paradigmatica del tentativo deleddiano di sintesi fra le varie tematiche alle care, lo spazio geotemporale, la forma della novella, per tentare un affondo sull'ipocrisia della sua stessa comunità. La distanza fisica e psicologica da Nuoro consentiva infatti a Deledda di porre la sua communitas di provenienza in una prospettiva altra, come ho già avuto occasione di scrivere nel caso di un mio lavoro su Marianna Sirca. I valori etici e religiosi vengono scandagliati e ridimensionati per il significato che rivestivano agli occhi dell'artista e solo ai suoi. La fragilità della carne viene posta in evidenza e non condannata, ma riconosciuta per un altro tipo di urgenza. Se nei romanzi i grumi tematici si sciolgono e lasciano più spazio alla meditazione, alla costruzione dei personaggi, nelle novelle si affronta un problema alla volta. Ricordo le parole di Pellizzi: se il romanzo fagocita il racconto di Giuna. Pochi tratti, poche pagine, infatti, sono sufficienti a farci comprendere il monito deleddiano rispetto al perdono nella festa del Cristo. Se pensiamo alle novelle di Deledda, il formato breve, rispondendo alle indubbie necessità editoriali, assicura una loro consonanza al genere novellistico come espressione breve della spiegazione di un elemento morale societario quale la parabola, in una profonda rielaborazione. La festa del Cristo termina con la parafrasi di un passo del Vangelo di Luca per parlarci del bisogno del perdono e della generosità necessari affinché una comunità possa interagire serenamente, una sorta di parabola evangelica tradotta nella cultura del paese natio. Di fronte alla classica trave, la trasgressione al voto di castità del vecchio prete del paese Filia, la popolazione resta impassibile, mentre lo stesso prete è pronto a maledire il proprio figliolo, trasformando un santo pellegrinaggio in una personale via crucis. Ma il rovesciamento del senso stesso del pellegrinaggio è opera dell'autrice. Il punto di vista della narratrice condanna l'ipocrisia mostrandone il paradosso. Per Deledda il problema del peccato, unito al dilemma etico della penitenza come del perdono, compone infatti uno degli schemi narrativi prediletti. Su tale schema si fonda, afferma ancora lo studioso Pirodda, la concezione morale del niente, perché ho sforato mostruosamente, chiedo scusa. Non dico mi avvia alla conclusione, che facciamo? Adesso sono completamente bloccata. No, Stefania, mi scuso anche per averti segnalato, più che altro abbiamo l'esigenza un po' di rispondere a delle tempistiche, però proviamo a vedere se riusciamo invece ad avviarci verso una conclusione dei temi che hai avviato. Va bene, interessantissimi. D'accordo. Va bene, cercherò. Allora, citando Celati, il testo della novella diventa un contenitore, un paesaggio dove piazzare le intuizioni e le voci o i richiami a cui si va dietro. Quindi la letteratura esercita per la voce autoriale quel principio amministrativo dei pensieri degli altri, quello che le consente di analizzare le emozioni, la geometria delle emozioni, come il raziocinio che regola la morale della communitas di cui l'autore fa parte.
Quello della narratrice dell'Ediana appare non tanto una forma estrema di moralità, quanto piuttosto, di cui da poco Gianni Turchetta ha accusato le scrittrici italiane che hanno schemi morali troppo rigidi, quanto piuttosto una lettura critica che denota un punto di vista profondamente diverso da quello espresso a gesti o con parole dai membri del paesaggio sociale sardo. Nasce cioè da qualcuno che non ha contribuito a formare queste linee di morale, la grazia, e decide di problematizzarle nell'unico spazio concesso alle voci delle scrittrici e giornaliste in quel tempo. Prima di tutto, una delle tecniche è il rovesciamento semantico del concetto stesso di pellegrinaggio, perché la storia ha luogo durante un pellegrinaggio alla chiesa del Crocifisso di Galtellì, il paese del pascaliano Canne al Vento, uomo canna. Immaginiamo allora la preparazione della cavalcata dei pellegrini e dei festaresos preceduti dal parroco Filia, tutti vestiti a festa con drappi colorati, gli uomini vestiti di velluto oliva e di pelle gialla e le donne con le bende gialle tirate sugli occhi. Ma il pellegrinaggio, termine per cui il devoto Olio ci restituisce la definizione di pratica devota, consistente nel recarsi collettivamente o individualmente a un luogo sacro per compiervi speciali atti di religione, specialmente a scopo votivo e penitenziale, rivela essere il contrario di quanto ci si aspetterebbe. Il peccatore, il vecchio prete, non si pente per nulla della passata vulnerabilità carnale e anzi maledice varie volte il frutto di tale debolezza, il figlio illegittimo Istevene, il quale, nato dalla sua unione con la Perpetua, ruba un puledro e compirà a sua volta altro male, causando la morte di un bimbo durante il pellegrinaggio. Non sarà il crocifisso della chiesa di Galtellì a salvare il vecchio prete, quanto le parole di compare Zua, che gli ricorderà, e questa è la morale della parabola dell'Ediana, gli ricorderà appunto, parafrasando, il cenno del Vangelo di San Luca, no? Che compare Filia. Adesso cerco di trovare la... E tacete, gli disse Curvo guardandolo negli occhi, siamo tutti peccatori, cose del mondo, e chi ha peccato con la serva, e chi ha preso il cavallo all'avaro, e chi questo, e chi quello, e io ne ho una bisaccia di peccati, e voi, e per questo c'è bisogno di venire a far scandali in una festa, in luogo straniero, beh, zitto e fermo, se no vi lego. Compare Zua, alias Grazia Deledda, chiaramente ci mostra come questa maledizione di Filia nei confronti del figlio, che è la reificazione del suo peccato, si unisce anche a un gioco di cromonimia che costruisce proprio tutta la novella. Il nero è la descrizione del vecchio parroco, il vecchio prete nero, così nero e scarno, montava un cavallo nero, il rosso è il colore che Deledda dedica al personaggio di Stevene, mentre il bianco è il colore del Cristo, perché non dimentichiamoci che questo pellegrinaggio avviene per la chiusura dell'anno liturgico per la festa del Cristo. E questi colori, in questo sistema simbolico che è di grande tradizione, costruisce, come accennava anche il professor Manca, appunto anche il senso, il valore semantico di questi colori è fortissimo. Potrei andare avanti, però vi chiedo scusa e vi ricordo soltanto che, come dice Paul Ricoeur, non è facile perdonare. Non è facile perdonare. Il perdono, se esiste, se ha un senso, costituisce l'orizzonte comune della storia e dell'oblio e quindi è un dono che bisogna dare alla communitas. E infatti Ricoeur critica Derrida perché dice: non è per niente facile regalare il perdono. Grazie.
Grazie a Stefania Lucamante. Tra l'altro sono trattati dei temi, io me ne annoto sempre qualcuno mentre voi parlate, ma giusto perché possono essere momenti di riflessione: il rifiuto allo status quo, il verismo regionalistico, la denuncia dei riti accompagnati dall'ipocrisia, il monito al perdono, come appunto accennavi, sono tutti spunti che possono ovviamente portarci ad approfondire gli stessi temi, a porci dei quesiti e anche a, curiosamente, avvicinarci a queste letture che magari sono spesso conosciute poco, non dai più. Ora invece introduco la dottoressa Irene Palladini, che è ricercatrice di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Cagliari e ha pubblicato saggi su Federico Tozzi, Guido Morselli, Antonio Porta, così tra gli altri. Fra le sue pubblicazioni più recenti, Nel profondo del paesaggio, percorsi nella narrativa emiliana contemporanea, edito dalla Franco Angeli, e Come il musco alla pietra, paesaggi nella narrativa contemporanea di Sardegna, che è sicuramente più vicino ai temi della Deledda. Ora, la dottoressa Palladini ci accompagna in un percorso intitolato Il cerchio magico della narrativa e in particolare richiama un libro dell'Ediano, uno degli ultimi, Il cedro del Libano. Prego. Grazie, mi sentite? Non so se è attivato Forse sarà questo pulsante. Mi sentite? Bene, grazie. Un sincero ringraziamento a tutte e a tutti. Bene. I 31 racconti che compongono la raccolta Il cedro del Libano, edita postuma nel 1939, senza l'imprimatur dell'autrice, sorprendono per la varietà versatile di temi e motivi, paesaggi e personaggi, orchestrati in una sostanziale unità di insieme. In primo luogo, la silloge potrebbe essere ricondotta al paradigma di non solo Sardegna, in virtù di sconfinamenti geografici e antropologici che coinvolgono la campagna romana, le spiagge adriatiche, i panorami del Tizi, tra gli altri. Ad accomunare la modulazione sinuosa dei luoghi, colti nella magia dello spazio fantastico, ma non con l'estraniazione del luogo fantasmico, per citare Marcello Foix, è, credo, la peculiare sensiblerie paesaggistica, con quel tanto di dépaysement rilevato già da Maria Giacobbe. Questa sensiblerie paesaggistica è orientata all'antropomorfizzazione della natura, come già ricordava proprio oggi il professor Manca, resa in ampie volute scenografiche, sinfoniche, screziate di un impressionismo cromatico e colorismo emotivo, per ricordare le parole di Anna Dolfi, forse più psichico, morale che surreale, almeno per la novella L'Angelo, irradiante un'azzurrità che intercetta il violaceo cremisi della pineta solitaria e il rosso affocato del tramonto, in perfetta sinergia con la parabola di peccato, espiazione e redenzione della protagonista. Una natura percepita nel suo sacro mistero alare, sebbene già profanata dalla dilapidazione di impresari pronti a tutto, come accade in via Cupa, sonnando così qualsivoglia concessione a oleografiche idealizzazioni nell'impegno forte di denuncia della mutilazione paesaggistica. A questo dato occorre senz'altro coniugare una sorta di disponibilità creaturale, che si invera nella centralità accordata non solo alle figure umane, effigiate nella complessità problematica delle stagioni della vita, ma anche al bestiario inscenato dall'autrice, che ci consente di ancorare l'opera ai migliori esiti dei bestiari novecenteschi. Sebbene non del tutto riconducibile all'irredento e sconciato bestiario di Federico Tozzi, pur tuttavia alcune crudeltà praticate in modo
del tutto gratuito dai personaggi deleddiani, riecheggiano le scene della castratura latamente tematizzate dall'autore senese. Inoltre, benché le canzonature di taluni personaggi non siano assimilabili al graffiante, corrosivo talento caricaturale del Palazzeschi di Bestie del Novecento, l'immaginario poetico di Deledda consegna alla nostra memoria l'epifania, emblematica, drammatica e gratuita, secondo la tassonomia postulata già da De Benedetti, di numerosi animali, sotto la costellazione dell'empatia e non solo della prossimità, favorita dal comune riconoscimento. Non credo che le bestie deleddiane possano essere ricondotte a un diagramma psichico oscillante tra demonizzazione torturata o sublimazione edenica, dacché, almeno in questa raccolta, la naturalezza connota il bestiario, sottraendolo a saturate corresponsioni didascaliche. Naturalezza che sostanzia, è bene chiarire, la vera padrona di casa, la bella e valente cornacchia checca dei guardiani, l'affezionato cavallo ornello dell'omonimo racconto, la vecchia ghiandaia un po' filosofa, un po' spaccona, di la mia amica, la deliziosa Gracchia, e persino il fiabesco cane parlante della fuga di Giuseppe, che pertiene a quel filone di storie di animali che tramite le popolari storie di paura approdano alla dimensione del fantastico, come meritoriamente osserva Cristina Lavinio. Empatia e naturalezza trovano, mi pare, nella Cagnetta Dama della novella L'Esempio uno degli esiti più alti, rammentando, mi si perdoni l'accostamento azzardato, lo sguardo umido, trepidante della bastardina, lei pure attanagliata dal cruccio per i suoi cuccioli, che occupa un'ampia sequenza negli Occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Ed è nella riattivazione dell'universo fiabesco, nella fatale genetica sovrapposizione con la strutturale ritualità della fiaba di cui scrive Dolfi, che è dato cogliere l'animus della raccolta tutta. Un fiabesco talora anche garbatamente satireggiato, come è per la fuga di Giuseppe, e intriso di echi biblici ed evangelici, come dimostrano il visiting angel della novella L'Angelo e la parabola cristica con tanto di nostos dell'Uccello d'Oro. Un fiabesco, occorre chiarire, che innerva sia le situazioni topiche sia i personaggi. Impossibile dar conto di tutte le specifiche occorrenze, ma in relazione alle situazioni ricorsive del mondo fiabistico merita senz'altro attenzione la fuga nel bosco dei due fratellini un poco discoli, sino all'apparizione magica del guardian spirit sotto le mentite spoglie di un anziano nerovestito dalla lunga barba grigia, nella novella Il Signore della Pensione. Deledda forgia autentici personaggi da fiaba, come il gobbo, che in ballo in costume pare, cito, un ognomo nel limite del bosco, forse addirittura affatturato da qualche filtro d'amore. Il fiabesco si incarna anche nelle allegre comari che sciamano in Le bestie parlano, trasformate in rane, rospi e ranocchie, dallo sguardo incantatorio del famiglio. Oppure si pensi a Margherita, sapratica di buon cuore, chiusa in un antro come una vecchia fata in medicina popolare. All'araldica fiabistica potremmo inoltre ricondurre anche il figlio dell'orco, il figlio del carbonaio, nella melagrana, e la sposina sconsolata le cui lunghe trecce riattivano la funzione della bella della fiaba. Ma forse è nella creazione di un fiabesco epico che Deledda raggiunge perfezione. Alludo alla deità fluviale del pescatore, presto trasfigurato in allegoria del tempo in Nel mulino. Se dovessi individuare, semplificando non di poco i termini della problematica, le tonalità prevalenti della raccolta, non esiterei a segnalare la persistenza di un'attenuazione crepuscolare, virata a un mood elegiaco sorvegliato, come attesta fra le altre La mia amica,
novella paradigmatica del tramonto di ogni giovinezza e dello sfiorire delle illusioni che tanto l'hanno corroborata, sino alla morte annunciata di Biancofiore. Deledda, nella esatta calibratura di una stimmung elegiaca, mai incline all'estenuazione retorica del Planctus, non esita a farla dialettizzare nelle prove, secondo me, più convincenti, con un calcolato abbassamento ironico. Infatti, la garbata ironia, rilevata anche da Giovanna Cerina, pervade intimamente alcune novelle. Si pensi al ritratto in medicina popolare di Servetta Birichina, niente affatto posseduta da spiriti maligni, ma da ben altra possessione, ovvero quella per il giovane ortolano, o al ritratto di famiglia in un interno, sapientemente tratteggiato in Vento di Marzo, con il vecchio signor Dolfin che in barba alla moglie se ne dorme beato, russando a più non posso, strappando così alla gentil consorte, preda dei fantasmi dell'insonnia, il complimento aggraziato di sempre, il più lusinghiero, quello di dargli dell'animale. Oppure all'ilare puntuto bozzetto, davvero perfetto, del gallo, con un'intera comunità tanto sconcertata dai versi gutturali dello stramaledetto gallo, da ricorrere a un leguleio che sa sfoderare armi in vero sopraffine per dirimere la controversia. Certo, la bonomia si può alquanto raggelare e l'ironia farsi piuttosto acidula, com'è per Giuseppe l'insopportabile borghesuccio in erba della novella La fuga di Giuseppe, il quale ha perfettamente assimilato la legge del padre Volpini con tanto di codice di pragmatica e protocollo delle convenienze sociali, il tutto con buona pace dell'istanza libertaria che aveva alimentato la sua improbabile fuga. Ma è pur vero che dalla sintesi, quasi un cortocircuito tematico ed espressivo tra funzione elegiaca e rovescio ironico, originano pagine, si diceva, di perfetto equilibrio compositivo e formale. Alludo in tutta evidenza all'amarcord confezionato, mi si perdoni il termine, in cuori semplici, e in particolare alla sequenza in cui Rosa Bini, non più giovane, incede fantasma silenzioso e grigio, come alonata dal diafano chiarore lunare, mentre l'innamorato di un tempo la osserva fra stupore e trasalimento. Ma il canto della compunzione elegiaca è presto sfibrato, proprio in prossimità dell'epilogo, ed è affidata alle parole di Rosa Bini la dolcissima stoccata finale che con tecnica da prosdocheton riconduce la vicenda ai binari consueti di un ammicco. Ti avevo veduto, sai? Che strappa un sorriso al lettore. E Rosa Bini è presto sottratta al destino che la vorrebbe allegorico in calco della frale natura di ogni bene e al tempo stesso al suggello di creatura onirica, larvale, icona sospesa tra un maledettismo alla Po e un'inquietudine malombriana. Non so davvero se l'intarsio mai corrugato di elegia e ironia possa essere ricondotto a qualcosa di simile a un calore di fiamma lontana, stemperato il disinganno, ma quel che è certo è che molti personaggi del cedro paiono arginare certa mistica della passione, a corredo della fatalità del destino, e sembrano traslati, termine assai caro ad Anna Dolfi, nella cornice più cauta e cheta di un focolare, come quello vagheggiato dall'anziano professore di pensione che affida all'ironia rinsavita e indulgente il confronto pur sempre dilemmatico con se stesso e con il mondo. Ed è pur vero in ogni caso che la duplice direttrice elegioca ironica consenta a Deledda di stemperare certo maledettismo orrifico, quello poniamo che ancora genera l'apparizione dello spettro nella madre. Si pensi, a titolo esemplificativo, al macabro reperto rinvenuto
proprio nella novella che si intitola Il cedro del Libano. Il teschio umano avrebbe potuto accendere fantasie lugubri, mortuarie, invece viene riseppellito, in attesa che nuova vita germogli. Oppure si consideri l'exitus della novella Sotto il pino. L'uomo del mistero, che rifiuta di aprire la porta della seconda stanzetta del rifugio, non è mosso dalla volontà di occultare qualche atroce misfatto, ma dal desiderio di custodire la tenera covata di una lepre. Non meno significativa in ballo in costume è la fissazione ipnotica nello sguardo del gobbo, che certamente in un autore come Tozzi, e in Landolfi, naturalmente, avrebbe ingenerato un errore carsico, insidioso, esplosivo, qui tenuto a freno, con sicura padronanza dalla scrittrice, la quale addomestica la figura arcaica del farmacos in un innocuo gobbino. Pur nella varietà delle soluzioni espressive, alcune costanti possono essere colte nella tessitura compositiva dell'opera, le quali, se non concorrono a marcare una cifra esclusiva, quantomeno rientrano in una progettualità tanto di ispirazione quanto di intonazione. In effetti, è nella assertività, peraltro segnalata da Gino Ruozzi nel suo Favole, Apologhi e Bestiari, nella sentenziosità già rilevata da Maria Giacobbe, spesso veicolata da pregnanti similitudini e coincidente con la natura di exemplum e di parabola, che si addensa la visione dell'Eddiana, tanto distillata quanto onnicomprensiva della vita e della scrittura. Non si contano infatti le massime che puntellano l'opera e che senza l'asperità sdegnosa dell'arcigno censore delineano una filosofia morale, mai moralistica, in nuce. A sostanziare l'intento morale concorre la lur fiabesca, questo intimamente connaturata, e che si traduce nei consueti stilemi, cammina cammina, e cerca e gira, o nell'indefinitezza da Once Upon a Time che inaugura Il cedro del Libano. Ma ciò che più conta è che ben oltre questi elementi la raccolta, che pure si compiace di una struttura a incastro, soluzione altrove sperimentata da Deledda come nella novella del Muflone, si configuri anche come un libro sulla scrittura, senza eccedenti, ma calibrate semmai, deviazioni metanarrative. A ben riflettere, infatti, l'albero secolare, con la sua promessa di una vita futura, tenacemente radicato e non di meno svettante, sospeso nel passato, avvisaglia del futuro, pare autentico nume tutelare degli scriptoria deleddiani. Similmente, il cerchio magico, proiettivo e protettivo del ballo in costume concretizza, anche per l'energia della danza coreografica come bisogno indefettibile, la necessità di scrivere e narrare. Che poi un'intera novella, La mia amica, sia concepita come una sorta di portrait of the artist as a young woman, non fa che avvalorare l'ipotesi, a testimonianza di quanto le novelle, apologhi, sospese tra bozzetti, fiabe e miniature filosofiche, si inverino al fondo nel cerchio magico della creazione narrativa. E il cerchio magico, proiettivo ma non sempre protettivo, si rapprende nella moltitudine di case che puntellano il cedro del Libano, tanto che Deledda pare qui elaborare un'autentica poetica dello spazio, sorretta dalla coscienza sempre delle sperequazioni edilizie. Dall'atto di fondazione della casa di famiglia in via Cupa, con tanto di lancio nello scavo delle fondamenta di monetine di rame benauguranti, sino a trasloco, sterminato è il catalogo, per così dire, di dimore, ora ariose e soleggiate, ora solide ma sobrie, sino alla sintesi perfetta fra l'albero Axis Mundi e il capanno, abitato d'Arcangelo in sotto il pino. Con minuzia lenticolare nella resa dei dettagli,
Lo sguardo di Deledda si snoda dai giardini di biblica memoria ai cortili angusti, per poi rincantucciarsi nell'angolo accudente, quasi un sogno di capanna, nel camino. Agisce in funzione contrastiva al principio accudente il paradigma della casa in disarmo, abitata da solitudine diaccia in vento di marzo. Ma ancora una volta, a scongiurare qualsiasi effetto terebrante da haunted house, soccorre l'interiorizzazione misurata del fantasma, inchiodando la signora Dolphin madre, fantasma lei stessa, al sudario e alle catene della sua solitudine. È chiaro, ci muoviamo in una dimensione diversa rispetto a quella di Henry James, ma Deledda sonda nel sonnambulico vagolare di una donna reclusa tra le mura domestiche tutti i fantasmi che ci è dato immaginare. Insomma, dal cerchio magico delle case mondo della sua scrittura, Grazia Deledda intesse l'arte del suo novellare, fra radici e schianti, proprio com'è del vivere. Mi si permetta ora un personale omaggio a Deledda, mediato dalle toccanti parole di Giacomo Mameli, consegnati al suo Hotel Nord America, pagine che ho avuto il pregio di ascoltare al Festival di Orani. In questa epica di giovani ostetriche, spedite ai tempi del fascismo nelle regioni barbaricine per contrastare la drammatica mortalità infantile, è a Novella, Puerpera e al signor Bassu che dobbiamo belle parole. La chiamo Grazia, Grazia come Grazia Deledda. Sta bene con te che sei Omero, con lui che è Virgilio, col piccolino che è Enea. La nuova nata è nata in una notte di vento, allora è figlia del vento, di Canne al Vento, di Elia Sportolu, di Marianna Sirca, e si chiamerà Grazia, e Grazia sia. E questo forse non è solo un omaggio, vorrebbe essere anche un augurio. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Palladini, che sicuramente ci ha proiettato in un percorso complesso di questa lettura, però anche molto affascinante. Anche in questo caso si scorgono dei momenti di riflessione della narrativa deleddiana e abbiamo del tempo prima del collegamento con l'ultima relatrice, la dottoressa Sperelli, e sarebbe carino, se tra di voi ci fosse qualche curioso, poter avanzare qualche punto di riflessione o anche qualche domanda che eventualmente sia stata deleddiana. Poi adesso questo non riguarda lo spunto di riflessione, ma un invito anche a non solo le altre sessioni, ma stasera alle 21 presso il Teatro Doglio verrà proiettato il film La Grazia. Questo lo dico perché nella narrazione di Dino Manca
citando i racconti sardi da cui sono stati appunto tradotto il dramma La Grazia, mi permettevo appunto di ricordarvi che stasera avremo questa proiezione, un film muto di De Benedetti del 1929 come regista naturalmente, che noi abbiamo avuto in omaggio per la visione dall'Unione Sarda, che ne è proprietario, e che verrà musicato in accompagnamento dal maestro Scaccia. Quindi a chi volesse partecipare, ben gradita insomma la vostra partecipazione. Ancora ci sono altri aspetti, oltre che quelli che riguardano proprio le modalità narrative, dal doppio racconto a quello ad incastro che ha appena anche citato la dottoressa Palladini, e così via dicendo. Poi abbiamo invece altri passaggi che sono stati ripresi anche dalle altre colleghe. Per esempio un aspetto autobiografico che si riconosce in diversi passaggi delle novelle, se non ho colto male, per esempio quello della vita silvana, quindi questo dubbio che ci sia che effettivamente siano autobiografici o non lo siano, però comunque sia non c'è dubbio che la Deledda si proietta molto con la sua personalità nei racconti che porta avanti, quindi anche questi momenti di riflessione e quelli anche un po' più simpatici che mettono in evidenza gli intrighi amorosi che fanno proprio un po' da cornice a molti romanzi e anche novelle deleddiane. Questi amori, queste grandi pulsioni amorose, le passioni che cerca di nascondere ma che comunque poi rappresenta fortemente nei suoi scritti, e originariamente aveva anche creato diverse conflittualità con i primi lettori che non capivano questo modo di scrivere della Deledda, soprattutto da ragazza e da giovane. Poi abbiamo ancora altri momenti di riflessione. Come diceva la Stefania Lucamante, ha citato il problema di essere donna nel suo modo di essere probabilmente compresa e sufficientemente diciamo rappresentata dalla critica. Ancora poi nelle sue narrative il suo gesto politico, che era intuito ma non era urlato, era soltanto stigmatizzato, però comunque proiettava il suo parlare. Oltre che tantissimi altri aspetti che poi mi hanno colpito, questo modo che avete di descrivere l'urgenza di scrivere, così come rappresentazione dei racconti. Anche questi sono tutte pillole, fotogrammi di questa personalità deleddiana. Per poi concludere con l'ultima rappresentazione della collega Palladini, un po' che passa dai racconti anche delle storie degli animali, dalla dimensione però del fantastico al fiabesco epico. Ma soprattutto mi ha colpito anche quel citare la garbata ironia, perché è un passaggio che spesse volte viene sottaciuto o comunque non ben interpretato, ma io che non sono per niente un'esperta, quindi abbiate pietà del mio parlare, però colgo veramente l'ironia, colgo anche il grottesco nel raccontare i fatti, che è vero che poi sfociano spesse volte in drammi, ma io non so perché vedo questi drammi raccontati in modo grottesco e quindi anche rappresentabili con quella chiave di ironia che invece spesse volte manca. Viene posto in evidenza solo l'aspetto drammatico, ma non quell'aspetto ironico, perché lì proprio alle volte lo rappresenta in modo talmente così un fatto impossibile che non si dovrebbe neanche mai verificare, però riesce a raccontarlo veramente con un'abilità incredibile. Quindi questa garbata ironia che però talvolta sfocia nel grottesco, secondo me è anche uno di quegli aspetti che anche lo stesso cinema, altra sessione che poi dovrebbe essere rivisitata, forse ha trascurato, ha messo in evidenza sempre gli aspetti solo drammatici, forse era anche il periodo storico che richiedeva quel tipo di rappresentazione, ecco. Così per poi sfociare in altri aspetti. Quindi sono tanti i momenti di riflessione, ovviamente, sui quali possiamo eventualmente soffermarci. Se, non so, Duilio, tu che sei il padrone di casa, cosa ci suggerisci? Io avevo una serie di questioni da porre. Una però ne pongo solo a una delle relatrici di stamattina. Intanto ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, perché è stata già questa una seduta molto ricca e che avrà conseguenze anche nelle prolusioni di questo pomeriggio e di domani mattina. Duilio, forse... Sì. È vero, perché c'è anche la... però volevo porre in particolare una questione a Stefania Lucamante, che ha parlato della festa del Cristo,
che appunto è una delle novelle di Deledda che viene utilizzata maggiormente per mostrare la sua modernità. Per mostrare la sua modernità, così ha fatto Pirodda e così ha fatto anche Andrea Cannas. Allora io credo che nel colore dei cavalli, in tutto il colorismo della novella, ci siano precisi riferimenti all'Apocalisse di Giovanni. Il cavallo nero gioca una partita... Duilio, non ho finito il... No, lo so, ma te la davo come suggestione e come cross per continuare eventualmente. Ti ringrazio, ma mancavano 2 pagine alla fine dell'intervento. Sì. D'accordo, Sì, mi sembrava un riferimento importante perché certo. la produzione di Grazia Deledda risente molto sia del Nuovo che del Vecchio Testamento, lo accennava. Ma certo, e poi io citavo anche Rita Fresu che ha studiato i Esatto. cromonimi. Esatto. No, assolutamente. Grazie. Quindi è una modernità, questo volevo dire, una modernità che si appoggia su testi molto antichi, Certo. cioè che salta la modernità recente e rimonta a valori simbolici che sai, sono... lei sta cercando di scardinare qualcosa che è millenario, per cui è chiaro che la cromonimia le viene utile ricorrendo a un sistema simbolico così antico come il bianco, il rosso e il nero posti in correlazione. Pensiamo allo stendardo che viene portato, assolutamente. Sì, però ne parlo. Grazie. Altri suggerimenti? Io, se fosse allora disponibile la collega in videoconferenza, potremmo anche eventualmente provare a contattarla, così passiamo subito all'ultima relazione. Non ho capito. Sì, sono pronta. Grazie. Siamo in collegamento? Sì. Perfetto. Ora io mi girerò perché non vedo assolutamente nulla, però dovremo essere in collegamento con la dottoressa Patrizia Sperelli. La dottoressa Sperelli in questo momento non so dove si trovi con precisione, per cui il collegamento... Sì, no, in quale località intendo dire. A Cagliari comunque, sì. E non poteva partecipare in presenza, per cui abbiamo fatto questa videoconferenza. È una neolaureata, quindi complimenti, ma ha avuto soprattutto la passione di addentrarsi in alcune novelle inedite e quindi ha in qualche modo approfondito i temi tra la scrittura e le arti figurative delle novelle delediane. Nella fattispecie oggi ci presenta un passaggio intitolato I Castelli di Grazia Deledda, naturalmente, tratto sicuramente da questa lettura. Passerei la parola, se mi sente, perché purtroppo da qua non capisco, alla dottoressa Sperelli. Buongiorno, ringrazio gli organizzatori del convegno per questa opportunità. Allora, vi leggo un passo da una lettera di Grazia Deledda, Stanislao Manca. Dottoressa Sperelli, se ci sente, noi non la sentiamo, quindi non mi sentite? È un problema del suo collegamento? Io vi sento benissimo. Proviamo? Pronto? Buongiorno. Possiamo assistere la dottoressa?
Buongiorno, mi sentite ora? Io sento benissimo. Perfetto, benissimo, prego. Allora, ringrazio gli organizzatori del convegno per questa opportunità. Vi leggo un passo da una lettera di Grazia Deledda a Stanislao Manca del 4 settembre 1891, indirizzata a Malcolm X, scritta pochi giorni prima che Manca incontri Grazia Deledda nella sua casa di Nuoro. Se avessi un castello sotto gli elci sublimi delle nostre montagne incantate, glielo offrirei volentieri, con tutto il cuore dell'ospite sarda, per farla riposare dal duro lavoro di cui mi scrive nella sua lettera. In un'epistola ad Angelo de Gubernatis, databile 28 ottobre 1894, Grazia Deledda scrisse: «E se io vivrò e farò fortuna, sogno di ergere un piccolo castello nei miei boschi di Mentagna, come mi ha augurato appunto Luigi Falchi. Allora, chissà, la regina dell'Obudoro potrà invitare nelle sue terre il suo nobile poeta lontano. Ma quando potrà essere quel giorno?» Grazia Deledda scelse di ergere un castello in Sardegna, in primo luogo nei titoli delle novelle Il castello di San Lò e Il castello di Sant'Onofrio, novella sarda, stampate nell'appendice del periodico sassarese La Sardegna, giornale quotidiano, nel 1889 e nel 1891. Le due novelle sono inedite in volume perché dopo la pubblicazione nel giornale non sono mai state inserite in una raccolta. Nella produzione letteraria di Grazia Deledda, il castello rappresenta un motivo ricorrente sia in ambito novellistico che in quello dei romanzi. La vicenda di Stella d'Oriente comincia nel 1880 e si svolge tra Napoli, Roma e Anglona, piccola città della Basilicata. Nella pagina finale del romanzo, pubblicato da Deledda nell'appendice del quotidiano cagliaritano L'Avvenire di Sardegna, tra il 3 novembre e l'8 dicembre 1890, il conte Ruggero di Farnoli è in Sardegna, visita tutti i villaggi, i monti, le vallate, le pianure, i castelli. Vita Silvana è la prima novella della Silloge nell'Azzurro, edita da Trevisini a Milano nel 1890. Cicitella, protagonista della novella, la cui trama rimanda a tonalità proprie dei modelli d'appendice, non sa come si fa a dipingere, ma sa che dipingere significa fare le figure che si vedono nei quadri. La narratrice raffigura il bizzarro quadro che tutti i personaggi rappresentavano: Giacomo Editore, il suo amico Asso, il pastore Battiano e Don Martizzino, nella capanna, ovvero il castello di Cicitella. Un mese dopo Cicitella, irriconoscibile nel suo da signorina, di seta nera e merletto crema, coi capelli pettinati alla moda, lasciava col suo padre la Sardegna diretti a Civitavecchia. Imbruniva, la costa si dileguava lentamente, bruna e solitaria, e da lontano gli alti scogli neri flagellati dalle onde argentee parevano piccoli castelli in rovina. I titoli delle novelle di Deledda, Il castello di San Loro e Il castello di Sant'Onofrio, novella sarda, non sono legati al genere delle novelline fantastiche a base di meraviglioso e di soprannaturale, pubblicate nel 1888 da Giuseppe Pitrè nella sua raccolta Fiabe e leggende popolari siciliane. L'editore Edoardo Perino nel 1888 pubblicò in 20 dispense nella collana Biblioteca Fantastica Illustrata, tra le strenne per l'infanzia e l'adolescenza, la raccolta nei castelli fatati, Fiabe di Onorato Lu, direttore del Paradiso dei Bambini, giornale illustrato per i ragazzi, fino al 1890. Fu collaboratore della rivista cagliaritana Vita Salda. Nella novella Amori fatali, povero e ricco, di Grazia Deledda, pubblicata nel settembre del 1890 e ambientata in Francia nel XVIII secolo, Nora non pareva una di quelle creature sentimentali, buone, trasparenti, nella loro bellezza sfumata e misteriosi languori, che appaiono nei sogni dei bimbi dopo che hanno letto delle novelle di fate, quelle stupende di Onorato Lu, per esempio. E ancora, la vecchia villa di Scilly rimaneva quasi nell'ombra, col suo collo lugubrio oscuro, con la sua architettura gotica da antico castello. Florestano, anzi, la chiamava con quel nome pomposo. Grazia Deledda scrisse una variante della novella. Amori fatali sono stati pubblicati un'altra volta nell'ultima moda nel 1892, modificando l'epilogo del bozzetto. Il settimanale L'ultima moda, messaggero dell'eleganza, è indispensabile alle sarde, modiste e madri di famiglia. È l'unico giornale di mode e ricchi figurini che si pubblicano contemporaneamente a Parigi. L'immagine di copertina nei castelli fatati è un disegno di Leontina Ede, con una regina, una colomba bianca e un drago in un magnifico castello reale. Nei castelli fatati la formula d'apertura c'era una volta, tramite il tempo verbale imperfetto,
togliete il tempo di inizio e la durata del racconto fiabesco in un passato indefinito e lontano. Nelle novelle di Grazia Deledda, invece, è possibile, come osservò Giovanna Cirina, determinare l'arco cronologico entro cui si sviluppa e si conclude la storia narrata e situare fatti e personaggi in una struttura topologica concretamente percettibile. Differenze linguistiche, geografiche e sociologiche distinguono la fiaba sarda da quella di altra provenienza. Il re nelle fiabe sarde non ha castelli. La novella di Deledda, Il castello di San Lor, pubblicata in 7 puntate nella pennice della Sardegna, giornale quotidiano, dal 19 al 25 aprile 1889, narra la storia ambientata negli anni 1570-1571 tra Cagliari e il castello di San Lor. San Lor era un piccolo castello sulla costa della Sardegna a riva mediterranea, ai piedi del Monte dei Sette Fratelli, costruito per il trovo di caccia e che fu distrutto da un incendio al principio di questo secolo. Il 375 e il 1400 sono il castello di Sant'Onofrio al Muro. Nel tempo in cui risale la nostra storia, Sant'Onofrio, oltre la collinetta, era anche un castello o su in cima, un piccolo castello gotico, vecchio ma ancora elegante, con le sue torri slanciate al cielo, le sue gallerie, i suoi grandi balconi pieni di fiori, le sue fortificazioni, le sue cornici di granito e il suo colore oscuro dalle grandi ombreggiature brune di vecchio castello. È il castello di Numas. Il castello era vicino a Cagliari, a un'ora di distanza dal villaggio di Quartucci. Nell'ultima puntata della novella Il castello di Sant'Onofrio, in una notte oscura e proceduosa d'estate, un terribile avvenimento accadeva al muro. Sant'Onofrio era in fiamme. I boschi, i giardini, il castello abbruciavano in un lago di fuoco, in un mare di fiamme potentemente aiutate da vento. Tutto l'orizzonte era rosso, un fumo ardente, a volte sospinto dal vento, velava tutto e saliva verso il cielo. San Lor è un piccolo castello che l'ago del marito di Bianca, possessore di grandi boschi ai piedi del Monte dei Sette Fratelli, aveva fatto costruire per il trovo di caccia. Dal terrazzo di marmo scuro del castello si vedeva il lontano e indistinto profilo dell'isola di Sant'Elmo a destra e a sinistra quello del Monte dei Sette Fratelli. È là che avveniva la storia che narriamo. Bianca de Canas è la figlia di un gentiluomo cagliaritano. Morta le sua madre nell'infanzia, ella fu messa in convento per educarla. A 18 anni fu colta da una terribile malattia e Don Efisio, suo padre, la condusse nella villa di suo nipote, Don Roberto de Canas, posta sul versante del Monte dei Sette Fratelli, vicino alle tenute dei conti di San Lor. Don Roberto aveva 26 o 27 anni, era un bel giovane bruno, assai ricco, ma un po' selvaggio, un po' superbo. Egli amava Bianca, Bianca rifiutava. Qualche settimana dopo, Gualtiero, conte di San Lor, l'ultimo rampollo di una famiglia di origine spagnola fra le più ricche e aristocratiche dell'isola, domandò a Don Efisio la mano di Bianca e un anno dopo diventò contessa di San Lor. Nell'autunno del 1570 si recarono come di solito nel piccolo castello. Una mattina Gualtiero e Don Efisio uscirono a caccia soli. Verso sera non tornarono più e li rinvennero sotto un albero tra la polvere e il sangue, assassinati. Verso la fine del maggio del 1571, una sera l'imbrunire Roberto de Canas, che aveva sulle spalle più di un delitto, a Cagliari, ove viveva una vita abbastanza sfrenata, passeggiava immerso in profondi pensieri, insensibile alle tinte vaghissime che assumevano i paesaggi intorno a lui sulla spiaggia del mare. Nella galleria di ritratti creati da Grazia Deledda, le personaggi Bianca e Elma del castello di San Lor e della novella di Deledda Sulla neve, uscita in 5 puntate nel settimanale Illustrazione per tutti tra il 17 maggio e il 14 giugno 1891, svelano le corrispondenze tra l'aspetto fisico, le caratteristiche psicologiche e i comportamenti agiti verso Ascanio R. e Roberto de Canas, imprigionati entrambi in attesa di qualche terribile vendetta, perché è più facile far passare un cammello nella cruna di un ago che di far perdonare una donna che fortemente e giustamente odi.
Jelma di Emma, la figlia di un principe di reale sangue, la più bella e ricca fanciulla di una delle più grandi città d'Europa, è innamorata del segretario di suo padre, un giovane italiano chiamato Stagnoete. Seduta accanto al caminetto di marmo, su uno sgabello di ebano e velluto ricamato, da più di un'ora Jelma tormentava il fuoco con la paletta d'oro. S'era messa a costruire castelli e muraglie nel caminetto, con le braccia che entro vi rosseggiavano. Venivano su i piccoli castelli splendenti, ma dopo qualche secondo crepitavano graziosamente, cadevano in rovina e si coprivano di cenere. La novella sulla neve, con il titolo Amore regale, fu poi stampata nel 1892 nel volume Amore regale, edito da Edoardo Grino. La raccolta comprende, oltre il racconto eponimo, la novella Amore lontano, poi pubblicata col titolo dal giornale di una pittrice nel settimanale Boccaccio di Firenze dal 3 aprile al 9 maggio 1892, in cui una povera pittrice si innamora del ritratto di Anne, nobile e ricco artista, che l'ama solo di amicizia. Conosciuto personalmente, ne indovina i sentimenti e cade nella disperazione. La pittrice si ritrae così: io sono una debole creatura, una fragile canna che la brezza può troncare. Un concetto caro alla scrittrice morese, siamo canne e la sorte il vento. La povera pittrice sogna di essere ricca, di avere un castello fra i monti e boschi. L'interpretazione del sogno, narrato dalla bella castellana vestita di bianco, rivela la relazione con la scena madre dell'incidente capitato alla baronessa Usca nel castello misterioso, bozzetto medievale di Enrico Costa, ambientato nella Scozia occidentale, pubblicato nel 1879 nella raccolta Bozzetti. Scrive Grazia Deledda nella novella Dal giornale di una pittrice: se fossi ricca, avere un castello fra i monti e i boschi, tra le rupe divine coperte di musco e di fiori, e scriverti: signorani, la invito a una partita alla caccia del cinghiale per tal giorno. La novella Castello di San Lor mostra la contiguità con il romanzo di Grazia Deledda Memorie di Fernanda, pubblicato a puntate su Giustissima Moda da settembre 1888 a giugno 1889. Roberto e Fernanda sono entrambi prigionieri, in una stanza sotterranea del castello di San Lor e in un'angusta cameretta della torre di San Macao, una torre nera, alta e merlata, che sporgeva tra due orribili lupi e guardava sul mare. Una leggenda diceva che una volta nel Medioevo là era un castello abitato da misteriosi personaggi. Nell'incipit del romanzo, Fernanda si sveglia in un bugigattolo, stesa su letticcioli di legno, da un lato ovvero una porta di ferro con catenacci arrugginiti, dall'altro una finestra con grossa inferriata di stile dorico. Grazia Deledda, nell'ultima puntata della sua novella mondana Il castello di San Lor, narra la storia quotidiana della vita che trae nel sotterraneo il peccatore pentito Roberto de Camas. L'illuminazione della mente come liberazione dalle tenebre del mare, il raggio di sole filtrante dall'alto finestrino, fa da contrappunto alla perdita della vista, alla cecità di Roberto. Gli pareva che la luce del finestrino diventasse ogni giorno più scialba, più mancante, finché scomparve del tutto. Credette che l'avesse otturato e non dandosene molto pensiero seguì la sua vita all'oscuro, senza sospettare l'orribile verità. La dama che lo aveva perduto e lo aveva gettato in un cupo smarrimento era Bianca, prigioniera di un'ossessione di vendetta. Ogni notte Bianca, alta, bionda, vestita di un mare nero, dal viso marmoreo, dagli occhi neri socchiusi, si avvicinava sempre silenziosamente a Roberto, apriva la boccetta e spingeva sugli occhi socchiusi del dormiente un po' di polvere nera, fina, e usciva precipitosamente. L'itinerario dei personaggi di Memoria di Fernanda include in Spagna il castello di Estare sul riva mediterraneo e il vecchio castello Dino sulle rive del Danubio Bastia. Il castello di Estare non era molto grande nel moderno, era una costruzione medievale con le grandi finestre a tetto acuto, balconi gotici, il ponte levatoio di ferro e le gallerie di marmo bruno che davano sul cortile interno. Il castello Dino non aveva proprio nulla di moderno. Non era molto grande, ma come tutti i castelli del Medioevo aveva i suoi sotterranei. Un ponte levatoio che cadeva sul Danubio. In Vita Sarda, periodico quindicinale di scienze e lettere arti, il 6 dicembre 1891 Grazia Deledda firmò il testo Paesaggi dal vero. È un esercizio descrittivo e chiusura di racconto, lontano, lontano, nell'ultima linea dell'orizzonte, sfumato nel cielo azzurro, quasi indistinto e più visibile, come nelle illustrazioni di Leoni da Rede,
Un castello, un vero castello, serginuto, severo, bruno, fra tanto splendore di sole e di verde, superbo e triste ricordo di un passato che, per quanto barbaro e maledetto, desta sempre nei pianti i luoghi in cui presente il felice autore. Grazia Deledda, nella quarta puntata di Una terribile notte, fiaba per ridere, pubblicato in 9 puntate dal 21 al 30 ottobre 1890 in appendice alla Sardegna, aveva citato l'incomparabile Eden. Impossibile descrivere con vere tinte quel lugubre quadro, ardo così stranamente vestito, così spaventato, Adriana che levava la lastra della tomba. Eden, l'incomparabile Eden, ne avrebbe tratto una magnifica illustrazione. Il riferimento all'illustratore Eden fu eliminato nella redazione del testo Una terribile notte, raccolto nel volume Nell'azzurro. Le illustrazioni in copertina inserite tra il testo dei periodici hanno un ruolo centrale nelle strategie di vendita di Spencer e nella promozione editoriale. Deledda, fin dagli esordi, aveva intuito l'importanza per la diffusione delle sue novelle delle illustrazioni degli artisti sardi Giacinto Satta, Pompeo Caglia, Antonio Ballero e Giuseppe Biagi. Nel 1891 Epaminonda Provaglio, sotto lo pseudonimo Contessa Eda di Montedoro, pubblicò La Regina delle Fate, 3 volumi di fiamme con 60 disegni di leoni da Eden, con la dedica a Grazia Deledda, 18ª scrittrice sarda, cara alle lettere, intitolò questo volume Tengo il tributo di fervida e costante ammirazione. Grazia Deledda dedicò il romanzo Fior di Sardegna, scritto nel 1891, alla Contessa Eda di Montedoro. Vi leggo un passo dal romanzo Fior di Sardegna. Lara vedeva castelli neri, folti manieri dagli spalti tappezzati d'ellera, i merli corrosi dal tempo, le sale tenebrasti e i ritrovadori dai mantelli di velluto, e il castellano biondo, alto, gentile, che si pigliava sulle ginocchia alla piccola castellana bruna, vestita di brocato. Nella piccola castellana Lara riconosceva se stessa. In una lettera del 9 gennaio 1892 a Stanismanca, Grazia Deledda definisce una sciocca fantasia il castello di Sant'Onofrio. L'autrice, nel vedere la redazione stampa del suo manoscritto pubblicato sulla Sardegna, ne ha provato un vero dispiacere, perché oltre le sue naturali perfezioni ne hanno smembrato e ridotto la novella. Il racconto di Grazia Deledda, Don Smeraldo, da un romanzo di prossima pubblicazione, pubblicato in 2 puntate il 15 e il 22 settembre 1889, nel settimanale L'Ultima Moda, è l'antigrafo del castello di Sant'Onofrio, novella sarda, riutilizzato alla puntata del 17 dicembre 1891 nella pendice della Sardegna. Nel racconto Don Smeraldo, Grazia Deledda riflette per protagonista con gli occhi come bruciati. Neanche lui sapeva se fosse sardo o continentale. Nel castello di Sant'Onofrio, Smeraldo, che sapeva leggere e scrivere, cominciò col mettersi al servizio di Don Fernando come segretario. Amò Donna Matilde, moglie di Don Fernando, senza mai guardarla con uno sguardo che le rivelasse minimamente la tristezza che gli ardeva nel cuore. Don Fernando morì. Quel fuoco dall'anima è riprodotto in effigie nel castello di Sant'Onofrio nella figura del maestro di palazzo, il personaggio antagonista di Don Eugenio. Distrutte le illusioni, tutte le speranze di impedire il matrimonio di Matilde con Eugenio, Don Smeraldo sentì una fiamma bruciare il cervello. Nell'epilogo del castello di Sant'Onofrio si diceva di aver visto durante l'incendio un uomo aggirarsi misteriosamente intorno al castello. Era giovane ancora, ma i suoi capelli erano bianchi, i suoi occhi azzurri brillavano, le sue vesti lacere e nere non avevano più alcuna forma umana. Quasi nello stesso tempo intracadeva al muro l'incendio del castello di Sant'Onofrio, divorato, distrutto e incenerito dal terribile e inesorabile elemento, uno splendido corteo attraversava Cagliari, attirando a sé tutti gli sguardi, tutti i sorrisi di felicitazione e di invidia. Era il corteo che accompagnava il marchese di R, uno dei più ricchi aristocratici signori di Cagliari, giovani e bello, alla cattedrale, ove dovevano celebrarsi le nozze. La sposa era Donna Bonaria, cresciuta senza madre, quasi senza affetti, nel suo castello silenzioso, il castello di Numas. La visione del castello di Numas è evocata con il procedimento dell'analisi, con il racconto di fatti anteriori al tempo in cui si svolge la storia, inseriti a più riprese dalla quinta puntata del castello di Sant'Onofrio, secondo l'uso del racconto d'appendice.
Le architetture del castello di Sant'Onofrio e del castello di Numas costituiscono il doppio filo che attraversa le vicende della novella sarda, una tessitura d'incastro costruita alternando l'ordine di successione degli avvenimenti. La rappresentazione spaziale del suo castello di Numas si connota di riflessi oscuri, con effetti chiaroscurari e contrasti cromatici. Lo spazio interno del castello, descritto con ricchezza di dettagli, dialoga sotterraneamente con gli stati d'animo del personaggio. Nella galleria dei ritratti di famiglia non v'è il ritratto della madre di Bonaria. Essa è morta mentre il pittore, venuto da Cagliari espressamente per ciò, stava incominciandolo. Lo spazio chiuso della stanza del castello assume significato ambivalente di luogo di protezione e luogo di oppressione. Il sanguinoso dramma di Numas si sviluppa con la struttura di una drammaturgia che Deleda rappresenta attraverso espedienti teatrali, scene dialogate e coincidenze. Lo sviluppo dell'intreccio del castello di Sant'Onofrio, novella sarda, con epigrafe dantesca, a morta nulla amato, a mai perdona, ha la misura di un romanzo breve o di un racconto lungo. Nel testo a stampa si alternano i termini novella, racconto, romanzo. Numerosi sarebbero gli esempi da citare in cui nell'opera di Grazia Deledda si rintracciano i castelli rispetto alle accezioni enumerate. Ricorderei le leggende sarde pubblicate nel quindicinale Nature d'Arte il 15 aprile 1894 che raccontano la leggenda del misterioso maniero di Castelloria e del castello di Gatellì o Castelrozzoso. Antonio Ballero, in una delle 5 illustrazioni per le leggende sarde intitolata Le rovine del castello di Gatellì, mette in luce i ruderi neri ed isolati della leggenda narrata da Deledda. Concludo con l'incipit del romanzo Follima. Gli elementi architettonici ambivalenti integrati nella casa paterna, un portoncino solido, apribile o chiudibile, con la chiave grande come quella di un castello, un muro alto di cinta che lucina e separa, una finestra munita di intarriata, alludono all'architettura fantastica di un castello e connotano lo spazio come una prigione. Come la castellana nel solitario maniero, da un castello di macini, Odina vedeva per la prima volta in mano. Ringraziamo la dottoressa Sperelli che anche lei ci ha portato in una lettura molto particolare, quella dei castelli, insomma, di questi racconti che sono sicuramente poco noti ed sono stati molto interessanti da poter approfondire. Con la dottoressa Sperelli si conclude anche la sessione convegnistica mattutina, che ricordo riprenderà stasera con il coordinamento del professor Duilio Caocci alle 15:30 sempre in questa sede e tratterà sempre dei racconti e delle novelle, passando dai confini labili dei mondi delediani fino alle lettere di grazia, diario di un apprendistato letterario. Quindi per chi avesse piacere, vi aspettiamo questo pomeriggio. Grazie a tutti.